Bene, buongiorno a tutti. Io sono Pier Giorgio Baroldi, ho l'onore, vicepresidente dell'Associazione Paolo Rizzi, che ho l'onore oggi qui di rappresentare e di aprire questa conferenza organizzata appunto in primis dall'associazione insieme a numerosi altri enti e persone appunto che si sono dedicate a questo. Oggi celebriamo due importanti anniversari. Il primo a livello, come dire, planetario, possiamo dire, appunto, è lo sbarco sulla Luna, avvenuto 50 anni fa, come tutti ben sapete, e che oggi appunto ci porta, siamo riusciti ad avere dei grandissimi personaggi appunto in via del tutto eccezionale, appunto perché sono preziosissimi e non hanno facilità di come dire, disponibilità per occasioni di questo tipo e dei quali parleremo poi. Io vorrei innanzitutto ringraziare i vari soggetti che hanno provveduto a sostenere la mostra, appunto, la mostra, meglio, questo evento che è fatto di due momenti. La conferenza di questa mattina e una mostra, appunto, La mia luna, che verrà inaugurata e della quale diremo poi, una mostra fotografica di Fabio Bolinelli che verrà inaugurata domani pomeriggio alle 16:30. Quindi questo appunto per coronare appunto questo anniversario e insieme l'anniversario che naturalmente è già stato, come dire, celebrato con la 10ª edizione del premio Paolo Rizzi, che ha visto attribuire il premio alla carriera a Bruno Vespa il mese scorso, all'inizio di ottobre, il 4 ottobre precisamente. Quindi diciamo che volevo appunto prima dei saluti di rito, volevo ringraziare l'Università Ca' Foscari, il principe Giovanni Agliata per la Fondazione Archivio Cini, appunto, che ha dato una grossa mano per la realizzazione del tutto, i gruppi dei Lions della provincia di Venezia in particolare, rappresentati da Giuseppe Bettella, appunto per il coordinamento dei Lions e molti altri che poi nel corso della conferenza diremo. Per iniziare alcuni saluti istituzionali. Io inviterei al saluto la dottoressa Erika Villa di Science Gallery dell'Università di Ca' Foscari, che qui oggi ci ospita. Buongiorno, grazie di essere qui. Siamo a Cadolfin, nell'Aula Magna Silvio Trentino, una sala bellissima che è stata costruita e affrescata dalla scuola del Tiepolo, e ci sembrava il posto più adatto per ospitare un evento di questo genere. Porto i saluti del rettore, professor Michele Bugliesi, che è in missione all'estero, saluta e ringrazia tutti di essere qui. E, che cos'è Science Gallery Venice? Science Gallery Venice, in due parole, è un progetto dell'Università Ca' Foscari, parte di un network internazionale di gallerie universitarie di arte e scienza pensate per i giovani dai 15 ai 25 anni. Quindi in un progetto di arte e scienza per i giovani, un progetto come questo della mia luna, e quindi la scienza, l'astronomia e l'arte, quindi le fotografie del fotografo Fabio Bolinelli, che vedrete nel pomeriggio e domani con l'inaugurazione, sono un perfetto diciamo connubio. Questo perfetto connubio è stato possibile grazie al suggerimento della dottoressa Federica Bosello del Porto di Venezia, che Porto di Venezia è un partner fondatore di Science Gallery, quindi grazie anche al Porto se noi esistiamo,
e oltretutto la dottoressa Bosello fa anche parte di un gruppo di, diciamo di consulenti e di esperti di vari campi che ci aiutano nel trovare delle tematiche e svilupparle per la nostra programmazione. Quindi non vi faccio perdere altro tempo e buon proseguimento. E ora darei la parola per un saluto all'architetto Paola Mar, assessore al turismo del Comune di Venezia. Allora, buongiorno a tutti. Oltre ai miei saluti si aggiungono quelli del nostro signor Sindaco, che peraltro è anche assessore alla cultura. Io aggiungerei un terzo anniversario oggi, la caduta del muro di Berlino. Venevo qui e riflettevo sul concetto, perché anche questa può considerarsi una caduta di un muro, no? Una ricerca lunga millenni per alcuni versi nel guardare la Luna e pensare di raggiungerla. Un ricordo l'ho lasciato anche nell'introduzione di questo catalogo. Mi ricordo quella notte, mi ricordo che la mia mamma, so dove ero perfettamente, ero a Jesolo, è venuta a svegliarmi, dovevo compiere i 6 anni e ci ha svegliato tutte e due, a me e mia sorella, in questa stanza in cui c'era la televisione in bianco e nero e sentivamo la voce di Tito Stagno e vedevamo le immagini. Credo che sia stata un ricordo che non dimenticherò mai, una cosa che non dimenticherò mai. Credo che sia possibile anche ragionare sull'associazione di questo ricordo con l'anniversario di oggi. Anche quello è un ricordo, anche quello. Io credo che molte persone ricordino perfettamente le immagini del 9 novembre del 1989. E io credo che questo sia da associare in ambedue i pensieri ad un senso di libertà, al senso della libertà dell'uomo, della ricerca dell'uomo di libertà, e la possibilità di essere liberi nella ricerca, la possibilità di spaziare, che sembra una parola che riassume le cose, no? Spaziare, spazio. Per noi lo spazio non è molto spesso lo spazio in cui viviamo, ma da pensieri è lo spazio, l'infinito, quello che io personalmente conosco molto poco, ho fatto storia, e quindi è una cosa che però è sempre affascinante, poter magari stare in un posto dove c'è poca luce, io penso a una barca a vela, e guardare di notte la luna e le stelle. Credo che sia una delle più belle cose che si possa fare, e credo anche che essere liberi sia una delle più belle cose che si possa sperimentare. Noi siamo delle persone libere, siamo anche libere di andare nello spazio, di andare studiando, di andare come astronauti, ma anche come semplici uomini e donne, di guardare alla Luna e pensare ogni sera, ognuno di noi ha la propria Luna. Ringrazio l'associazione Paolo Rizzi per l'organizzazione, e tutti quanti hanno voluto oggi essere qui e nei prossimi giorni dar vita a questa affascinante mostra, che peraltro da classicista ricordo il nome della navicella, che era Apollo 11 se non erro, vede qualche idea di associazione fra l'antico e il prossimo futuro, che non sappiamo quello che sarà nello spazio, ma che sicuramente ci affascinano. Grazie a tutti. Un ringraziamento particolare a School International, il club dei professionisti del turismo. Abbiamo qui il presidente nazionale Armando Ballarin, che salutiamo.
E il ringraziamento per i patrocini della Regione Veneto, del Comune di Venezia, le città in festa, ovviamente. Un ringraziamento a Vittorio Piero Bon come presidente di giuria del premio e a Damiano Rizzi, che è anche presidente onorario dell'associazione. Un grazie particolare perché poi interverrà la Presidente che lascerà la parola ai nostri più illustri ospiti, all'Associazione Astroniamo, qui rappresentata da Stefano Capretti, che poi sarà uno dei nostri come dire, interlocutori privilegiati, dal quale sentiremo cose molto interessanti, nonché all'ESA, l'European Space Agency, che appunto ha contribuito in modo importante. Andrea Accomazzo, che è il responsabile appunto di missioni interplanetarie, ma poi l'amico Tiziano Graziottin, capocronista del Gazzettino di Venezia, provvederà adeguatamente a delle interviste, degli scambi di informazioni su questo tema. Lascerei quindi la parola alla Presidente dell'Associazione Culturale Paolo Rizzi, Rina Dal Canton. Grazie a tutti per essere intervenuti e buongiorno. Con immensa gioia porgo il saluto da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Paolo Rizzi e di tutti i soci, e il saluto di benvenuto. Il mio sarà un saluto molto breve per lasciare spazio agli illustri ospiti, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito a venire in questa prestigiosa sede universitaria, una cosa non me ne sarei mai aspettata come Associazione Paolo Rizzi di arrivare in una sede così prestigiosa, e invece ci siamo, e questo mi riempie naturalmente di orgoglio e sono felice di questo momento. Ci racconteranno gli scienziati che sono tra noi molti passi fatti da allora, 50 anni fa, ad oggi. Celebriamo appunto i 50 anni dello sbarco sulla Luna, ma per una casuale coincidenza è già accennato l'assessore Paolo Amar, che ringrazio per essere stata qui con noi. C'è un altro anniversario molto importante, l'evento che ha fatto cadere il muro di Berlino, per cui coincidenze con un forte impatto emotivo, sociale e culturale che ha coinvolto, direi, tutta l'umanità. È un altro momento che cambiò la storia dell'umanità. Il tema di anniversari, lasciatemi dire però, l'ha già anticipato il nostro cerimoniere e vicepresidente dell'associazione Pier Giorgio Barondi. Quest'anno ricorre l'anniversario di 10 anni della costituzione dell'Associazione Culturale Paolo Rizzi. Lo abbiamo fatto con un denso calendario di eventi, culminati con il premio al giornalismo di cui è stato premiato Bruno Vespa, e oggi con questo convegno, e domani con l'inaugurazione della mostra fotografica del nostro socio Fabio Bollinelli. Sono state le foto di Fabio Bollinelli a avviare poi la realizzazione di questo evento. Quando Fabio mi ha fatto vedere alcune foto, mi ha detto: Rina, mi organizzi una mostra? Sto lavorando sul tema della Luna a 50 anni dello sbarco. Sono rimasta impressionata, le ho fatte vedere ad Astroniamo di Roma, che grazie a Stefano Capretti mi ha messo in contatto, e poi insomma il tutto si è avviato e oggi si sta concretizzando. Oggi con questo convegno e domani appunto con la mostra fotografica chiudiamo in bellezza l'anno associativo, ed è ora torno a sedermi, come annunciato il mio è un breve disco, per non togliere spazio assolutamente ai due illustri relatori. Sono già stati presentati il dottor Andrea Accomazzo, lo scienziato di punta nella ricerca spaziale, capo della missione Rosetta, e a Stefano Capretti, e al dottor Tiziano Graziottin, capo redazione del Gazzettino Pagina di Venezia Mestre. Lascio la conduzione di
dialogo tra gli scienziati e poi, prima di chiudere con il pubblico. Grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie. La parola a Tiziano Graziotti. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio dell'invito ovviamente l'associazione Paolo Rizzi. Mi fa piacere che tra l'altro per un appuntamento legato alla scienza ci sia così tante persone in sala, insomma, quindi vuol dire che da un lato l'associazione ha lavorato bene e dall'altro che c'è anche un interesse considerevole verso il tema, e in relazione al prestigio dei nostri ospiti questa è una cosa sicuramente importante. Anch'io farò un'introduzione brevissima, mi riaggancio a quello che diceva giustamente l'assessore. Qui parliamo di un altro muro abbattuto, no? Siamo del muro di Berlino, siamo nell'anniversario, un anniversario particolarmente importante tra l'altro, però qui prima fu abbattuto un muro che probabilmente appena alcuni anni prima si pensava che non sarebbe mai stato abbattuto. E questo è l'aspetto, come dire, più legato alla conferenza di oggi. Poi invece volevo dire due parole su un ambito invece umanistico, tra virgolette, nel senso che ognuno di noi qui dentro ha un suo ricordo, un suo aneddoto, un suo momento di rapporto con la luna e le stelle, no? Ognuno, credo, se va a rispolverare, ha un'occasione in cui questo suo rapporto ancestrale quasi con lo spazio e la luna, che ne è un po' il simbolo, ritorna. Ebbene, il mio è un ricordo alle Maldive. Ero in vacanza con la famiglia e pensai, guardando la luna e le stelle come in questo buio assoluto che contraddistingue quelle zone al contrario delle nostre, e pensavo, esprimendo un desiderio come forse tanti abbiamo fatto, mi piacerebbe avere un figlio. Ebbene, l'anno dopo questo bambino è arrivato, e quindi vedete che si torna ai cose personali. E poi un'altra cosa, e chiudo molto velocemente questi due aneddoti. Nelle redazioni, nella mia redazione, ormai ho 30 anni che faccio il giornalista, 20 anni che faccio il capo e 10 che faccio il capo qui a Venezia. Ovviamente un quotidiano capita spesso che verso le 5, le 6, le 7 arriva quello che noi chiamiamo il missile, cioè una notizia particolarmente importante, per cui butti via tutto il lavoro che avevi fatto fino a quel momento e riparti un po' da zero. Ebbene, qual è l'espressione in assoluto più utilizzata dai miei colleghi quando vengono da me con l'aria tra il preoccupato, anche con un po' di adrenalina, perché quando arriva una notizia bella voi capite che tutta la redazione entra in fermento e mi dicono: Houston, abbiamo un problema. E quindi vedete che di nuovo si torna a quella frase famosa del film, e quindi insomma tutti più o meno era il senso di questo mio intervento di presentazione. Abbiamo qualcosa di personale che ci lega allo spazio e alla luna. Detto questo, io andrei a presentare magari più in dettaglio i nostri due ospiti, che sono veramente illustri. Andrea Comazzo, mi hanno raccomandato di non usare titoli e per questo li apprezzo ancora di più. È direttore di tutti i piani di volo delle missioni spaziali europee. Andrea Comazzo è il primo a sinistra. Scienziato italiano, ha iniziato come Spacecraft Operation Manager per la missione dell'ESA Venus Express. Direttore del piano di volo della missione Rosetta, la prima sonda a entrare in orbita intorno a una cometa, la cosiddetta 67P Churyumov-Gerasimenko, per lo studio del sistema solare primordiale e a far atterrare un lander sul corpo celeste. Attualmente ricopre la carica di Head of the Solar System and Exploration Missions Divisions dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA per l'appunto, dirigendo i piani di volo di tutte le missioni europee destinate all'esplorazione del sistema solare, tra le quali Bepi, Colombo e Solar Orbiter. Nominato scienziato dell'anno 2014 dalla prestigiosa rivista Nature, e vi chiederei un applauso perché...
Quindi grazie a Andrea Comazzo innanzitutto per essere qui a Venezia con noi. Poi invece alla mia sinistra, subito alla mia sinistra, c'è Stefano Capretti, che è il presidente dell'associazione Astronomiamo di Roma e che, come introduceva prima Rina, a lui dobbiamo anche buona parte della possibilità di riuscita di questa conferenza. L'associazione è nata il 18 settembre del 2014 e ha come scopo statutario la divulgazione dell'astronomia teorica e pratica, nonché la sensibilizzazione al rispetto per il pianeta Terra. Quindi vedete aggancio Terra-Luna in realtà. Opera principalmente come punto di incontro tra professionisti e appassionati di astronomia, organizzando incontri dal vivo, come questo, e dirette streaming in grado di ospitare i maggiori esponenti della ricerca italiana al fine di offrire la più precisa e chiara divulgazione possibile. E diciamo che, come vedete, qui siamo assolutamente nel tema. Vi dico due ultimissime parole per dire come funzionerà questo incontro. Ci sarà una relazione introduttiva proprio di Stefano Capretti, che ci farà fare in qualche maniera un viaggio proprio sul tema della Luna 50 anni dopo, e a seguire la relazione di Andrea Comazzo. Quindi, detto questo, cederei la parola a Stefano Capretti. Prego. Innanzitutto buongiorno, grazie per questa splendida occasione che mi è stata concessa di partecipare all'organizzazione di questo incontro e di portare l'astronomia e le missioni spaziali in giro per l'Italia. E quindi ringrazio tutta l'organizzazione per questa opportunità. Ho l'infausto compito di spiegare e di raccontare forse una delle più grandi storie che il genere umano possa raccontare ad oggi, quindi a parole non posso fare altro che peggiorare quello che effettivamente è stato fatto per la storia dell'astronomia e delle missioni spaziali in generale, ma proviamo a ripercorrere questa storia della corsa alla Luna, magari parlando di qualcosa che ancora forse non è stato approfondito bene. Quest'anno ricorrono i 50 anni dello sbarco sulla Luna, è stato analizzato quasi ogni aspetto tecnico, tecnologico, sono state riportate storie, però forse oggi riusciamo a ripercorrere la storia della corsa alla Luna vedendola sotto un aspetto che ci riporta ad oggi, a quello che c'è oggi, e capiremo che molto di quello che c'è oggi è cambiato durante quel periodo di corsa alla Luna. Quindi andiamo avanti un po', faremo un excursus fatto di poche parole, spero di dirne poche, e di audio dell'epoca e di video dell'epoca, con immagini dell'epoca. La corsa alla Luna nasce come una sorta di guerra tra Unione Sovietica e Stati Uniti, e questa guerra fredda, che era basata sulla corsa agli armamenti, sulla volontà di avere i missili più potenti, in realtà era una competizione tecnologica tra due menti eccelse come quella di Wernher von Braun e di Sergei Korolev. Scusatemi il russo, io non lo conosco, approssimo un po'. Ed anche la loro, se andiamo ad analizzarla, è una storia molto complessa perché è fatta di prigionia. Von Braun sviluppava razzi per il regime nazista, quindi fu costretto ad arrendersi e si arrese agli Stati Uniti, che prima non si fidarono e poi furono costretti invece ad affidargli la costruzione del vettore che avrebbe poi portato alla Luna, mentre Korolev dal canto suo sperimentò diversi anni di prigionia nel regime comunista. Quindi si tratta di storie travagliate, ma che riguardano comunque le due persone che hanno avuto il merito di far fare un passo avanti alla tecnologia missilistica, che poi è quello che effettivamente ha portato alla conquista della Luna. Questa non è una suoneria che andava all'epoca, ma è un bip che il 4 ottobre del 1957 ha rappresentato il primo segnale che è stato mai mandato nello spazio e captato da Terra. Era un segnale, per quanto vuoi, poco intelligente, nel senso era un semplice bip, ma che rappresentava molto. Il 4 ottobre, tra l'altro, per
una strana casualità, corrisponde anche con l'assegnazione del premio letterario dell'Associazione Paolo Rizzi, quindi c'era stata anche questa coincidenza. Rappresentava sì il primo satellite, che lo Sputnik 1, inviato dall'Unione Sovietica, ma rappresentava anche e soprattutto un problema perché sul suolo degli Stati Uniti poteva transitare tranquillamente un satellite sovietico, e questo di certo non era un buon segnale per gli Stati Uniti ed era un grande successo per l'Unione Sovietica. Quindi, a parte il vantaggio che c'è stato nel campo delle missioni spaziali, c'era anche un pericolo politico e in previsione anche militare. Il 12 aprile del 61 poi l'Unione Sovietica raddoppia, mandando nello spazio il primo uomo, quindi il primo volo suborbitale di Yuri Gagarin. Lasciamo il capitolo che dice che fu il primo a tornare, quindi magari diciamo che la storia è fatta anche di altre persone che sono state mandate, ma non c'è comunicazione ufficiale su questo perché all'epoca l'Unione Sovietica era abbastanza chiusa in sé, quindi ufficialmente il primo uomo nello spazio è Yuri Gagarin il 12 aprile del 1961. Quindi c'è qualche immagine dell'epoca, immagine storica di questo volo nello spazio, e quindi un secondo successo dell'Unione Sovietica ai danni degli Stati Uniti, che però nel frattempo non erano fermi. Ad esempio il primo satellite lo avevano mandato anche loro, hanno provato con il Vanguard 1 ma non sono riusciti, e in quel momento sono dovuti ricorrere a Wernher von Braun, sdoganandolo dal suo aspetto nazista e facendone primo partecipe delle missioni spaziali statunitensi. Quindi questo è il lancio che ha visto Yuri Gagarin, che ha portato nello spazio Yuri Gagarin, e l'America rimaneva indietro. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Tanto indietro che il 12 settembre del 1962 John Kennedy alla Rice University annunciò la volontà entro il decennio degli Stati Uniti di mandare un uomo sulla Luna e di farlo tornare soprattutto. Questa era la cosa più complessa. Nonostante questo discorso, apparentemente l'Unione Sovietica continuò ad avere successi. Ad esempio nel 1963 fu mandata la prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova. Una mossa diciamo, molto politica, perché l'importante a quell'epoca per l'Unione Sovietica era mandare la prima donna nello spazio, tant'è vero che dopo di lei sono passati più di un decennio prima di rimandarne un'altra. Era soltanto un motivo di conquista, di far vedere che la prima donna cosmonauta veniva mandata nello spazio. Questo è un discorso con audio originale con allora capo del governo Khrushchev. Non conosco il russo, penso che c'è qualcuno che vuole tradurre, forse non c'è, ma quindi lo mandiamo tranquillamente avanti. Un altro successo dell'Unione Sovietica ci fu nel 1965, quando Alexei Leonov, per la prima volta, mandato nello spazio con la missione Voskhod 2, uscì dalla capsula per la prima passeggiata spaziale, per la prima attività extraveicolare. Leonov, che tra l'altro è morto il mese scorso, se non vado errato proprio l'11 di ottobre del mese scorso, e che per la prima volta quindi uscì dalla capsula e si lasciò andare dalla nave stessa, agganciato a un cavo di sicurezza che se non sbaglio era di 5 metri di lunghezza, ma queste sono le immagini proprio nel momento in cui abbandona la nave con le mani.
non deve essere stato un momento semplice, perché nello spazio affidarsi a un cavo e abbandonare la propria nave forse richiede un atto di coraggio abbastanza forte. Queste sono le immagini dell'epoca, qui sta per abbandonare, ecco, e qui si lascia andare legato a un cavo. Quindi Leonov, nel momento in cui avevo preparato questa slide, era ancora vivo, invece proprio il mese scorso è venuto a mancare. La storia della Luna non è fatta però soltanto di successi. E ad esempio il 27 gennaio del 1967 una missione che doveva essere un test per la capsula dell'Apollo AS-204, Apollo Saturn 204, si tramutò in una tragedia con le prime morti statunitensi legate a un programma spaziale. Quello che vediamo adesso è una ricostruzione del video dell'epoca, ma purtroppo l'audio è vero. Dice, non è un gusto sadico, è soltanto per far vedere che cosa ha rappresentato effettivamente la corsa alla Luna, non soltanto successi e gloria, ma quello che c'è stato dietro è anche questo. Quella che doveva essere una missione di prova, AS-204, fu ribattezzata Apollo 1, proprio per memoria di questi astronauti, Virgil Grissom, White e Ceffi, che morirono in questa occasione. Se gli Stati Uniti contarono i primi morti, l'Unione Sovietica non fu da meno. Questa è una storia molto bella della pagina delle missioni spaziali. E qui vediamo nella foto Vladimir Komarov, che è un cosmonauta, e il più famoso Yuri Gagarin. Si apprestavano alla prima missione con il lancio di 2 satelliti, di 2 sonde, che poi avrebbero dovuto unirsi nello spazio, quindi il primo docking nello spazio da parte dell'Unione Sovietica. Per arrivare primi, sempre per questa maledetta voglia di arrivare primi, l'Unione Sovietica accettò di mandare nello spazio una navicella, anche se erano state presentate 10 pagine di anomalie registrate durante i test, 10 pagine con 209 anomalie, e alcune erano anche molto gravi. Komarov, che era il comandante di questa missione, quindi doveva partire lui, sapeva benissimo che partendo non sarebbe tornato, lo sapeva anche il pilota di backup, quello che sarebbe partito al posto di Komarov in caso di forfait, e che era proprio Yuri Gagarin. I due erano molto amici e quindi Gagarin cercò in tutti i modi di far valere la propria personalità, era il primo uomo nello spazio, quindi provò in tutti i modi a far annullare questa missione, ma non ci riuscì. Il giorno del lancio si presentò anche vestito da cosmonauta per partire al posto dell'amico Komarov, ma fu fatto partire Komarov, e questo è il rientro. Di tutte le anomalie che vennero registrate in quelle 10 pagine, molte si verificarono. Tra l'altro quella fatale fu la mancata apertura del paracadute, che era talmente pressato nel vano del paracadute che nel momento in cui si richiese l'apertura non riuscì neanche a uscire fuori dal vano. E quindi questa è anche la prima missione Soyuz 1 dell'Unione Sovietica, che come l'Apollo 1 portò al primo morto per l'Unione Sovietica, ufficiale sempre. Ci fu un momento un po' di stallo, ma le cose andarono avanti. Gli Stati Uniti soprattutto avevano ormai sperimentato tecnologie e tecniche molto valide per andare nello spazio, per andare sulla Luna. Questa è la prima immagine ottenuta dall'Apollo 8,
che arrivò per la prima volta in orbita lunare e tornando indietro vide sorgere la Terra, un'immagine un po' rivista, perché quella originale era un po' qualità minore, ma questa è la Terra per la prima volta immortalata dalla Luna. E si arriva al 16 luglio del 69. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Questa è la partenza del Saturn V con a bordo i 3 astronauti che poi arrivarono sulla Luna il 20 luglio del 69, Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Collins. E la nave Apollo, oltre al Saturn V, che era un vettore di 110 metri di altezza, una cosa mostruosa, si componeva di questi moduli, il Columbia, che è un modulo di comando e servizio, dove la parte davanti era la capsula dove erano alloggiati i 3 astronauti, e poi nella parte posteriore c'erano i computer di bordo e tutto quello che serviva per i servizi. E poi c'era questa sorta di ragno chiamata Eagle, che era il LEM, il modulo lunare, che avrebbe poi effettuato effettivamente la discesa sulla Luna e avrebbe consentito soprattutto il recupero dei 2 astronauti scesi sulla Luna. Come questo? Nonostante la grandezza del Saturn V, tutto l'Apollo in configurazione finale non entrava, quindi è stata ideata questa mossa dove lo stadio del Saturn V si apre, il modulo di comando e servizio effettua una giravolta a 180 gradi, torna indietro, cattura il modulo lunare, lo tira con sé e lo porta verso la Luna. Quindi questa è la prima complicazione tecnologica che è stata scelta per andare sulla Luna. Una volta arrivati sulla Luna, il modulo lunare apre le zampe e viene rilasciato dal modulo di comando e servizio. Nel modulo lunare c'erano Armstrong e Aldrin, mentre nel modulo di comando e servizio rimaneva Collins, etichettato come l'uomo più solo dell'umanità in quel momento, ma comunque qualcuno doveva rimanerci perché senza di lui le cose non sarebbero andate effettivamente come sono andate. Questa solitudine è stata evidenziata anche in questa immagine, che è stata scattata proprio da Collins e che, se ci pensate bene, riprende tutta l'umanità sulla Terra, passata e presente, riprende Aldrin e Armstrong all'interno del LEM, quindi c'è tutta l'umanità passata e presente tranne Collins, che è quello che faceva che scattava l'immagine. E questa è la fase, penso, più nota e più importante, dove viene sganciato il modulo di comando e servizio, il modulo lunare, e c'è effettivamente l'allunaggio. Un allunaggio che non è stato per nulla semplice, perché diciamo che le misurazioni che sono state poi effettuate da Armstrong rispetto ai punti di riferimento che avevano sulla Luna portarono a un errore rispetto a quanto preventivato, quindi il LEM non atterrò effettivamente laddove previsto, ma Armstrong a un certo punto, accortosi del fatto che il LEM non stava andando dove era preventivato, dovette prendere i comandi manuali e cercare un posto dove poter allunare, perché comunque della Luna non si conosceva nulla, neanche se fosse stata morbida, tanto da sprofondarci paradossalmente. Quindi ci fu un momento abbastanza concitato in cui si cercava un luogo dove andare ad allunare, dove il propellente a disposizione per la fase di allunaggio stava per finire e dove fatalità si accesero anche degli errori sconosciuti ai più, che poi furono ricondotti a anomalie trascurabili e quindi i famosi errori 2012 sì, vennero trascurati. Però in quel momento ci fu veramente un'adrenalina folle, perché bisognava decidere in poco tempo se annullare, se abortire la missione e tornare su, oppure se tentare effettivamente l'allunaggio sulla Luna. Armstrong quindi prese i comandi, scelse il luogo di allunaggio
e in quel 20 luglio tutti poterono ammirare l'uomo effettivamente poggiare il piede sulla Luna per la prima volta. E poi si tornò indietro. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Quindi quella sorta di ragno, alla fine, era un capolavoro tecnologico, perché una volta atterrato, poi la parte superiore è ripartita verso lo spazio per ricercare il modulo di comando e servizio che era in orbita e per attaccarsi di nuovo. Questa è la ripartenza che poi ha riportato l'uomo sulla Terra. E qui c'è la targa che fu lasciata sui piedi dell'EM, attaccata ai piedi dell'EM, dove il messaggio dice che qui l'uomo del pianeta Terra ha poggiato piede, e anche set foot era una locuzione che è stata studiata molto, perché si voleva scegliere un qualcosa che non significasse padronanza, non significasse invasione, quindi fu messo set foot per dire siamo stati qui ma in pace, tant'è vero che poi viene ribadito anche "We came in peace for all mankind". Questa è la frase, penso, più famosa di tutta la missione Apollo, e forse anche tra le più famose della storia. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Quindi un piccolo passo per un uomo, e fin qui ci arriviamo tutti, anche se poi l'ultimo scalino erano 60-70 cm, è stato un bel salto da fare in assenza, non assenza di gravità, ma comunque in condizioni molto diverse rispetto a quelle terrestri. È un grande passo per l'umanità. Ma il grande passo per l'umanità effettivamente qual è stato? Perché poi questo si ricollega molto spesso alle domande che molto spesso ci sentiamo fare: ma perché si fanno queste cose? Perché si va nello spazio? Perché c'è l'esplorazione spaziale? Perché c'è stato un grande passo per l'umanità, ok, ma quale? Quello di andare sulla Luna fine a se stesso? No, ma non ci siamo più tornati, ci sarà un motivo. Allora era soltanto per avere la gloria di quel momento e di andarci per la prima volta e basta? Nemmeno. Innanzitutto i campioni lunari che sono stati riportati a terra sono ancora oggetto di studio e ancora danno notevoli sorprese, ma poi soprattutto le cose sono cambiate durante tutta questa corsa. Mentre vanno le immagini dell'epoca, che cosa è cambiato durante questa corsa? Noi siamo partiti con una guerra fredda. Durante la discesa dell'EM, nell'Apollo 11, per la prima volta l'Unione Sovietica fornì il piano di volo di un satellite che orbitava la Luna agli Stati Uniti. Quindi già questo è molto diverso rispetto a come siamo partiti. Prima siamo partiti con una guerra fredda, con la volontà di dominare l'avversario, e adesso siamo arrivati con l'Unione Sovietica che fornisce effettivamente la posizione di una sonda intorno alla Luna agli Stati Uniti, perché ormai era evidente che gli Stati Uniti ci erano arrivati, quindi perché rischiare di mandare all'aria una missione soltanto per mantenere i segreti? Allora questa è la prima forma di collaborazione che c'è stata tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e già questo è cambiato. Ma soprattutto il 17 luglio del 75 c'è stato un aggancio tra la Soyuz e l'Apollo. Quindi le due nazioni hanno cominciato a collaborare in nome della scienza, hanno dialogato per creare un'interfaccia comune in modo che le due navi potessero attaccarsi l'una all'altra, e quindi questo significa collaborazione. E se oggi nel cielo noi vediamo quella che si chiama International Space Station, quella parola international è fondamentale e deriva proprio dai 4 morti che ci sono stati per andare sulla Luna, e deriva proprio da tutto quello che è cambiato per andare sulla Luna. Quindi la fine della guerra fredda, ma non soltanto questa modifica sociale, politica, ma ci sono state anche tante altre cose che sono cambiate per l'umanità. Oggi, se possiamo fare un attacco, una risonanza magnetica, lo dobbiamo alla ricerca che è stata fatta per cercare di capire le anomalie interne agli strumenti, alle strumentazioni che sono poi andate nello spazio. Se oggi possiamo avere il letto a foam, memory foam, come si dice, sono anche quelle tecnologie che sono state portate avanti per lo spazio. Se possiamo avere tante altre cose, materiale termico,
è derivazione dello spazio. In genere le innovazioni sono guidate da due fattori, dalla guerra e dalla corsa allo spazio. Noi preferiamo quella allo spazio. Da quella missione, che è stata un capolavoro tecnologico di una difficoltà unica per l'epoca, ci sono state poi tante missioni e penso che la prima missione figlia di quell'Apollo per complessità tecnologica, per complessità orbitale e tutto quanto, è stata proprio la missione Rosetta che oggi abbiamo anche il piacere di presentare con Andrea Comazzo. Questa è stata la corsa alla Luna e questo è stato il grande passo per l'umanità che molto spesso viene un po' trascurato in nome della compiacenza tecnologica. Grazie. Grazie a Stefano Capretti, Presidente dell'Associazione Astronomiamo di Roma, che ci ha idealmente riportato sulla Luna con questo suo excursus e con questi preziosi video che effettivamente ci hanno avvicinato non solo con la fantasia alla Luna. E adesso veniamo alla relazione di Andrea Accomazzo, al quale cedo la parola. Spero mi sentiate. Scusate, io vivo in Germania da 20 anni, ma non ho perso le mie abitudini italiane di gesticolare e di muovermi. Chiedo perdono all'operatore della camera, ma devo presentare da qua, non ce la faccio a stare seduto. Vi ringrazio innanzitutto dell'occasione splendida, della location splendida per raccontare quella che è stata la storia di un sogno, della realizzazione di un sogno. Io dico sempre che gli scienziati sono come i bambini, sognano ad occhi aperti e per fortuna ci sono gli scienziati. Io non mi considero uno scienziato, sono un semplice ingegnere, ma questi scienziati sognano ad occhi aperti e per me ingegnere realizzare i loro sogni è come realizzare un sogno di un bambino e non c'è niente di più bello nella vita di fare una cosa del genere. Rosetta è stata questa missione che è andata ad una cometa, vedete una cometa rappresentata su questa immagine, vi racconterò un po' perché siamo andati a una cometa, perché gli scienziati hanno avuto questo sogno. Da pilota, ovviamente non sono l'unico, sono parte di un team di persone che si occupano del volo di queste sonde, vi racconterò come abbiamo fatto ad arrivare a questa cometa, cosa abbiamo fatto in prossimità di questa cometa e vi racconterò un paio di risultati che gli scienziati ci hanno già comunicato. I sogni nascono dall'immaginazione, ma poi riflessa anche in quella che è la realtà. E cosa sono le comete? Le comete, gli scienziati pensavano, e uso il passato e poi vi spiego perché, pensavano fossero i rimasugli della formazione del sistema solare. Quindi andare a visitare una cometa per loro era come andare su un cantiere della costruzione di un palazzo e vedere i rimasugli della costruzione del palazzo. Si trovano resti di cemento, sabbia, tubi, fili, e guardando questi materiali si può capire come è stato costruito un edificio. Ecco, gli scienziati sono voluti andare a una cometa proprio per vedere come si è formato il sistema solare, come si sono formati i nostri pianeti ed in fondo come si è formata la vita. Queste sono le questioni fondamentali che abbiamo. Ma dove sono le comete? Cosa sono? Possiamo immaginarli come dei blocchi di roccia, delle misure più svariate, variano da qualche decina di metri fino a qualche chilometro. La maggior parte delle comete si trovano nello spazio interstellare che si trova tra il nostro sistema solare e il prossimo sistema solare. Questa è una scala logaritmica, per chi non è familiare è una scala che a ogni passo scala di 10, quindi questa è la distanza della Terra dal Sole, questa Saturno è 10 volte più distante dalla Terra e quando siamo a 10.000, 100.000 volte la distanza della Terra dal Sole siamo in uno spazio che è tra la nostra stella, il Sole, e la prossima stella. In questo spazio ci sono miliardi di queste comete, di questi rimasugli, diciamo così, della formazione del sistema solare. Ovviamente è troppo lontano, sono troppo lontano, non possiamo andare con le sonde ancora in questi spazi così profondi, ma queste comete hanno un moto caotico perché sono influenzate dalla gravità del nostro Sole ma quella del prossimo Sole, quindi non ci sono delle vere e proprie orbite stabili e ogni tanto entrano nel nostro sistema solare. Forse avete sentito una notizia di un paio di anni fa che un oggetto Oumuamua è passato nel nostro sistema solare. Questo è un oggetto che viene dall'esterno del sistema solare, probabilmente viene da queste zone, dalla nuvola di Oort.
Alcuni di questi oggetti, passando vicino a pianeti grossi tipo Saturno, ma soprattutto Giove, le traiettorie vengono deviate per effetto del campo gravitazionale di questi pianeti e vengono catturati all'interno del Sistema Solare, nella parte più interna, tipicamente tra Giove e il Sole. Ecco, noi siamo andati a visitare una di queste comete. Fortunatamente questa cometa è stata catturata nella parte più interna del Sistema Solare, ricostruendo la sua traiettoria all'indietro, stimiamo verso il 1958-59, quindi è una cometa che solo recentemente è stata modificata dall'azione termica del Sole, quindi ci rivela veramente i materiali più primitivi di questo corpo. Noi siamo andati a raggiungere una di queste comete con la sonda Rosetta. Ma quando nasce questo sogno? Qua è una cosa scritta a macchina da scrivere e vorrei sottolineare due cose. Primo la data, si parla del maggio del 1985, quindi parliamo di qualche anno fa, quando gli scienziati hanno cominciato a sognare. Per me la priorità in quel periodo lì era ancora il calcio e Platini era il mio idolo. L'altra cosa che vediamo è che hanno voluto fare una missione a una cometa. In realtà l'idea originale era di andare a una cometa, prelevarne un campione e riportarlo a terra per analizzarlo. Col tempo una missione del genere si è rivelata troppo costosa, troppo rischiosa, dovevamo farla con la NASA insieme, una collaborazione, la NASA si è tirata indietro, noi non ci potevamo permettere di investire così tante risorse per una missione del genere, pertanto l'ESA comunque ha deciso di portare a termine una missione, quella che è diventata poi la missione Rosetta. Siamo andati in una cometa, invece di portarne un pezzo in laboratorio abbiamo portato un laboratorio sulla cometa e così è nata la missione Rosetta a metà degli anni '80. 30 anni dopo siamo arrivati alla cometa, quindi come vedete questi progetti hanno delle vite molto molto lunghe. Perché Rosetta? Beh, come la stella di Rosetta ci ha permesso di interpretare linguaggi antichi, così gli scienziati con questo satellite che vedete fotografato qua nella nostra camera di test a terra, dove l'abbiamo testato le condizioni termiche estreme, cui verrà poi esposto nel suo volo, dicevo, così gli scienziati pensano, o pensavano, sono convinti, di poter interpretare le origini del nostro sistema solare andando ad esplorare una cometa. Da qui è stato derivato il nome della missione. Ma come abbiamo fatto arrivare a una cometa? Dov'è questa cometa? Lo dicevo prima, queste comete, questa si chiama Churyumov-Gerasimenko, sono due astronomi ucraini che l'hanno scoperta negli anni 60, nel 69 per la precisione, quindi un'altra ricorrenza con quello di cui parlavamo prima, e questa più o meno è la sua orbita intorno al Sole. Questa qua è l'orbita della nostra Terra, 150 milioni di chilometri di distanza dal Sole, qua vediamo Mercurio, Venere, questa è l'orbita di Marte. L'orbita della cometa è molto più grossa, quindi è molto più grossa, va più o meno da una distanza Terra-Sole a una distanza Sole-Giove, quindi questa è un'orbita molto ellittica. Abbiamo messo la nostra sonda sul missile più potente che abbiamo, l'Ariane 5, e l'Ariane 5 è stato in grado di mettercelo su quest'orbita qua. Vedete quest'orbita traiettoria bianca molto piccola rispetto a quella della cometa. Quindi noi cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto accelerare in volo la sonda in modo da ingrandire la sua orbita e farla arrivare all'orbita della cometa, proprio per poter raggiungere la cometa. Ora, se avessimo fatto tutto questo con propellente a bordo, avremmo dovuto caricare circa 70-80 tonnellate di propellente su una sonda che ne pesa circa 1,5. Nessun lanciatore sarebbe stato in grado di portare tutto quel propellente a bordo, quindi abbiamo usato, diciamo, un trucco. Abbiamo usato un trucco che chiamiamo Gravity Assist, un lancio gravitazionale attraverso pianeti. Vedete che queste orbite articolano nell'interno del Sistema Solare e 4 volte siamo passati vicini ai pianeti, 3 volte vicino alla Terra e 1 volta vicino a Marte nel corso degli anni. E queste manovre le abbiamo usate praticamente per accelerare sempre di più la nostra sonda fino a fare avere un'orbita più o meno simile a quella della cometa, che vedete quello che sta succedendo adesso in questa animazione. Ma come abbiamo fatto? Tanti pensano che sia la gravità che lancia la sonda, diciamo, sempre più lontano. È una mezza verità. La gravità è semplicemente il mezzo che noi utilizziamo per trasferire energia. Noi abbiamo bisogno di guadagnare energia con la nostra sonda, quindi lanciarla ci serve più velocità, e questa velocità in realtà la rubiamo alla velocità del pianeta che gira intorno al Sole. È lì dove rubiamo l'energia. La gravità è soltanto il mezzo che noi utilizziamo per trasferire questa energia dal pianeta alla nostra sonda. Il campo gravitazionale è un campo conservativo. Se io sono la Terra e questa è la mia sonda Rosetta, quando si avvicina alla Terra, la Terra la accelera perché la attira, ma quando se ne va la decelera esattamente della stessa quantità, quindi non gli ho cambiato la velocità. In realtà sono io Terra che qua tiro Rosetta, mi muovo intorno al Sole e andando accelero la sonda. Lo potete immaginare come una tavoletta di legno con una biglia di metallo sopra la tavoletta di legno. Prendete un magnete, lo mettete sotto la tavoletta e trascinate la biglia.
Fermate il braccio e la biglia parte. Chi ha dato l'energia alla biglia? La forza magnetica o il mio braccio che si muove? Il mio braccio che si muove, la forza magnetica ha semplicemente trasferito l'energia del mio braccio, del mio movimento, alla pallina. Così la gravità trasferisce l'energia del pianeta alla nostra sonda. In realtà abbiamo rallentato leggermente la Terra, vuol dire che il nostro anno solare è diventato leggermente più lungo, ma per le masse di questi due corpi celesti, il pianeta e la sonda, è talmente trascurabile che non siamo neanche in grado di misurarla. Comunque abbiamo passato 10 anni, abbiamo lanciato Rosetta nel marzo del 2004 per arrivare soltanto nel 2014 alla cometa, 30 anni dopo, quasi 30 anni dopo aver deciso di realizzare una missione del genere. E questi 10 anni li abbiamo usati appunto non tanto per la distanza della cometa, la cometa è lontana dalla Terra, ma abbiamo passati semplicemente per far avere alla sonda esattamente la stessa velocità della cometa in questo punto dello spazio, e a quel punto eravamo entrambi su una stessa orbita intorno al Sole. Abbiamo finalmente raggiunto la cometa. Però la cometa sapevamo tante cose, ma non tutto. Sapevamo più o meno dove si trovava, ma noi non volevamo solo raggiungere la cometa, volevamo atterrare sulla cometa. La nostra incertezza della conoscenza della posizione della cometa nel nostro sistema solare era di circa 10.000 chilometri. Capite benissimo che nel mio viaggio per arrivare alla cometa, che è durato qualche miliardo di chilometri, non è molto un'incertezza di 10.000 chilometri, ma se ci voglio atterrare devo ovviamente risolvere questa incertezza. Come abbiamo fatto a risolvere? Beh, avvicinandoci, siamo arrivati in prossimità della cometa, abbiamo cominciato a fare foto della cometa, questo che vedete proiettato sullo schermo, quella è la cometa che si muove rispetto alle stelle fisse. Abbiamo praticamente utilizzato le tecniche di navigazione ottica. Facendo questa immagine, vedendo come la cometa si muove rispetto alle stelle fisse, abbiamo determinato la traiettoria relativa dei due corpi, della nostra sonda e della cometa, e abbiamo fatto le manovre di avvicinamento. Suona molto complicato. Capisco adesso parlare dell'esempio di cui farò qua a Venezia è un po' strano, ma immaginate di essere sulla vostra automobile e guardate nello specchio retrovisore e una macchina si sta avvicinando, siete in autostrada, volete sapere se vi supererà o no, cosa fate? Guardate semplicemente come questa macchina si muove rispetto al sottofondo che è fisso e il vostro cervello automaticamente determina se è in grado di calcolare se quella macchina è più veloce di voi, più lenta di voi. Ecco esattamente quello che abbiamo fatto noi con Rosetta nel farla avvicinare alla cometa. Abbiamo uno sfondo fisso che sono le stelle, abbiamo calcolato le traiettorie e con i nostri computer abbiamo calcolato le velocità relative e con una serie di manovre durate qualche mese, da maggio del 2014 fino a luglio del 2014, siamo arrivati finalmente alla nostra cometa. La cometa è questo oggetto con una forma molto bizzarra, molto diversa da quella che ci aspettavamo, molto più corrugata, ma con questi due lobi principali. In realtà supponiamo che siano due corpi celesti che si sono uniti, è un caso molto, molto tipico, lo vediamo anche con l'esplorazione degli asteroidi. Per darvi un'idea, questo corpo è grosso circa 5 km, potete immaginarlo come delle rocce estremamente leggere, un po' come la pietra pomice impregnata di ghiaccio. Come dimensioni stiamo parlando di una cosa più o meno grossa come il Monte Bianco è alto quasi 5 km, ecco questa più o meno è la nostra cometa. Ma qua siamo semplicemente arrivati in prossimità della cometa, abbiamo ridotto la velocità relativa dei due corpi praticamente quasi a zero e questi due corpi volano paralleli intorno al Sole. Ma noi volevamo di più, volevamo orbitare la cometa, osservarla da vicino, atterrare sulla cometa, quindi abbiamo dovuto caratterizzare tutto questo ambiente in maniera molto molto più precisa. E come l'abbiamo fatto? Beh, abbiamo cominciato ad avvicinarci molto lentamente, con molta cautela, e ci siamo inventati queste orbite che sembrano assurde perché chiunque si occupa di questo argomento vede benissimo che queste non possono essere delle orbite. In realtà noi continuavamo a volare parallelamente alla cometa intorno al Sole, manovravamo il nostro satellite leggermente avanti e indietro e abbiamo disegnato questi archi nel cielo che ci hanno permesso di misurare le proprietà della cometa. Abbiamo fatto le foto, abbiamo ricostruito una forma digitale della cometa, ci serviva per scegliere dove atterrare, per sapere come volare intorno, ma soprattutto vedete sono leggermente piegati questi archi. Abbiamo misurato la massa della cometa, l'abbiamo pesata, non c'era nessuno che ci diceva quanto fosse densa, quanto pesasse la cometa e questo parametro è fondamentale nel volo spaziale per sapere a che velocità mettere in orbita il satellite intorno a questo corpo. Facendo queste manovre noi abbiamo visto quanto la cometa perturbava la traiettoria del satellite e ne abbiamo derivato la massa. La massa di questa cometa è di circa 10 miliardi di tonnellate.
Sembra un'enormità, vi dico soltanto che la densità di questa cometa è circa la metà dell'acqua. Quindi se io la metto, l'appoggio, non la lancio perché sennò c'è uno tsunami, la appoggio in un oceano, galleggia. Immaginate quante tonnellate pesa il Monte Bianco, che non è fatto di pietra pomice. Quindi questi sono i numeri di cui stiamo parlando. E nel giro di poche settimane, una cosa che mi piace sempre molto sottolineare, noi siamo arrivati il 6 agosto del 2014 alla cometa, a una distanza di circa 100 km. Il 10 settembre siamo stati in grado di metterci in orbita intorno alla cometa a una quota di circa 30 km. In 6 settimane siamo stati in grado di caratterizzare appieno tutto l'ambiente della cometa e di fare dei piani di volo che ci potessero permettere di avvicinarci. Per chi non si occupa di questo lavoro forse è difficile capire, è affascinato dalla traiettoria di Rosetta, giustamente dai risultati scientifici, dal lander Philae che vedremo, che poi ha atterrato sulla superficie. Questa è stata la fase più difficile di tutta la cometa. In quei giorni ci siamo, rotti veramente il cervello per far funzionare tutto. Abbiamo lavorato anni per riuscire a fare tutto quello in 6 settimane. Dal mio punto di vista, da parte del mio lavoro, ovviamente è un aspetto di tutta la missione, quello è stato il più grande successo di questa missione. E la più grande soddisfazione per questo è quando qualche anno fa mi è stato chiesto di raccontare la nostra storia all'Associazione degli Astronauti. C'erano 400 astronauti a Stoccolma. Ho fatto un piccolo racconto della nostra missione Rosetta, sono venuti diversi astronauti del giorno d'oggi come Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, quelli degli astronauti tedeschi, ma soprattutto è venuto Bill Anders. Bill Anders è l'astronauta dell'Apollo 8 che ha fatto la foto che Stefano ha fatto vedere prima, dove si vede la Luna con sullo sfondo la Terra. È venuto ed era estasiato, io ero talmente emozionato, non sono stato in grado di dire nulla e non ho avuto coraggio di chiedergli un selfie, però è andata così, è stata un'emozione comunque grandissima. Nella stessa occasione ho conosciuto Leonov e Valentina Tereshkova, abbiamo un autografo su un poster nelle nostre sale di controllo, è venuta a trovarci poco dopo il lancio di Venus Express, che è avvenuto il 9 novembre, quindi abbiamo un altro anniversario oggi del 2005, quindi per me è anche un ulteriore anniversario particolare. Comunque, torniamo a Rosetta. In questo caso ormai eravamo in orbita intorno alla cometa, eravamo in grado di osservare la cometa veramente da vicino, tutti i nostri strumenti scientifici erano in funzione e hanno cominciato a raccogliere i dati. Abbiamo dovuto selezionare un sito d'atterraggio per il nostro lander Philae che volevamo far atterrare. Ora, cosa vuol dire far atterrare un lander su un corpo del genere? Il lander di Rosetta ha una discesa cosiddetta balistica. Balistica vuol dire che non ha nessun sistema di propulsione che lo guida nella discesa. Noi l'abbiamo semplicemente rilasciato con delle molle da bordo di Rosetta e questo è caduto sulla superficie della cometa. Il lander Philae è più o meno grosso come una lavatrice, era grosso circa 1 metro per 1 metro. Rosetta è grosso come una 500, grosso modo. Un po' più grossa, poi i pannelli solari sono molto più grossi. La cometa è grossa come il Monte Bianco, quindi abbiamo dovuto far scendere, chiamiamolo un aereo che è Rosetta, una lavatrice su un ghiacciaio del Monte Bianco. L'abbiamo fatto più o meno da una quota di 22 km. Un aereo di linea vola a una quota di circa 10-11 km. Noi volavamo a una quota molto più alta, a questo punto qua era 22 km dalla superficie della cometa. Quindi un portellone del nostro aereo abbiamo dato un piccolo calcio a una lavatrice e l'abbiamo fatta scendere su un ghiacciaio del Monte Bianco. Ora, come si fa a essere precisi per un'operazione del genere? Beh, è come tirare un pallone da basket. Se io gioco a basket, devo fare canestro. Quello che conta se faccio canestro è soltanto la forza, la velocità e la direzione della mia mano. Tutto il resto è fatto dalla gravità, che disegna la parabola del pallone in aria e la fa andare nel canestro. È esattamente quello che abbiamo dovuto fare noi con Philae. Abbiamo dovuto dare un impulso a Philae, al lander rilasciato da Rosetta e tutto il resto era semplicemente dato dalla gravità della cometa che l'ha portato sulla superficie. Per darvi un ordine di grandezza, noi sulla Terra viaggiamo a una velocità orbitale intorno al Sole di 30 km al secondo. In quella situazione orbitale della cometa e Rosetta viaggiavano più o meno, erano più lontani dalla Terra e dal Sole, viaggiavano a una velocità di circa 16-20 km al secondo. La velocità orbitale di Rosetta intorno alla cometa è di circa 20 cm al secondo, quindi già cambiamo diversi ordini di grandezza. Abbiamo dovuto rilasciare Philae con un'estrema precisione sia il punto di rilascio che la velocità di rilascio. A posteriori abbiamo ricalcolato i nostri parametri di volo e abbiamo sbagliato la posizione di Rosetta per il rilascio di Philae di circa 32 metri e la velocità era sbagliata di circa 1,6 mm al secondo. Tutto questo fatto a 500 milioni di chilometri di distanza. Philae poi ha cominciato a scendere verso la cometa
ed è, diciamo così, atterrato. Prima di dirvi altre cose vi faccio vedere un po' come possiamo immaginare queste distanze di cui abbiamo parlato. Immaginiamo di ridurre quasi tutto qua dentro questa sala o diciamo perlomeno a Venezia. Possiamo immaginare la Terra grossa come una pallina da tennis. In queste dimensioni la Luna è grossa più o meno come un cece bollito. E se io le metto questi due oggetti a 1,5 metri di distanza, rappresento la loro distanza nel cielo, nello spazio, nel nostro sistema solare. Questo sono 380.000 chilometri, quindi abbiamo in questa stanza una pallina e un cece bollito. La nostra cometa era grossa 5 km. In queste dimensioni 5 km sono grossi come una fettina di un capello umano, molto sottile, da 20 micron. Questa è la dimensione della cometa rispetto a noi siamo a bordo di questa Terra a pallina da tennis. Quando siamo atterrati la cometa era a 500 milioni di chilometri di distanza. Se prendiamo la nostra cometa fettina di capello, la mettiamo a 2 chilometri di distanza e la mettiamo nei giardini della Biennale. Ecco, noi da questa stanza abbiamo controllato una sonda che era più o meno grossa come una molecola di emoglobina e l'abbiamo fatta atterrare sulla fettina di un capello umano piazzato ai giardini della Biennale a 2 chilometri di distanza. Questo applauso va agli scienziati che hanno avuto il coraggio di sognare una cosa del genere, va a tutti i miei colleghi che si occupano e hanno veramente realizzato questo sogno. Ovviamente la missione è continuata, Philae è atterrato, questo è Philae visto dalla sonda madre Rosetta che scende verso la cometa, ovviamente era in leggera rotazione per stabilizzarlo, si vedono queste immagini. E quello che vedrete adesso sono le immagini prese da bordo di Philae. Immaginate di essere un astronauta a bordo di questo piccolo satellite che scende sulla superficie della cometa. Dico due cose e poi vi lascio godere lo spettacolo in silenzio. Qua vedete la distanza dalla superficie, in questo caso siamo a circa 60 metri dalla superficie della cometa, e questo è quanto un pixel di questa immagine è grosso, in questo caso è questi centimetri, quindi un pixel è grosso 5 centimetri. E adesso godetela. Questa è l'ultima immagine che Philae ha ripreso prima di toccare il suolo, era stato programmato così. È a un'altezza di circa 9 metri, quindi la prossima volta che uscite sul balcone di una casa, al terzo piano, e guardate la strada, potete immaginare la superficie della cometa. È un pixel e meno di 1 centimetro di questa immagine. Philae purtroppo ha avuto un problema all'atterraggio, nessuno lo nega, scendeva con una velocità di circa 1 metro al secondo. La velocità di 1 metro al secondo è la velocità a cui noi camminiamo, quindi molto lento, perché la gravità della cometa è estremamente bassa, è un corpo molto molto piccolo. Philae sulla Terra pesava circa 100 kg, il peso sulla cometa era di circa 1 grammo, la gravità sulla superficie della cometa è di circa 100.000 volte più bassa di quella della Terra, per quello che Philae scendeva così lentamente. Proprio per questa velocità molto bassa è anche molto facile rimbalzare sulla superficie della cometa, non schiantarsi come succede sulla Terra o su Marte, e rientrare in orbita. Quindi avevamo messo a bordo di Philae 2 sistemi per poterlo fare stabilizzare sulla superficie della cometa. Avevamo un piccolo razzetto sopra che lo schiacciava sulla cometa, e per compensare effettivamente tutto questo rinculo anche dato da un'ancora che doveva ancorare Philae nella superficie della cometa. Purtroppo nessuno dei 2 sistemi ha funzionato. Philae è arrivato sulla cometa, ha dissipato parecchia dell'energia cinetica che aveva della velocità, ne ha dissipata parecchia, ma non tutta, e pertanto rimbalzato, ritornato in volo, per fortuna non in orbita. La velocità di rimbalzo è stata sotto la cosiddetta velocità di fuga, quindi non è stato in grado di rientrare in orbita, ma ha fatto un volo di circa 1 chilometro e è andato a posarsi da un'altra parte della cometa.
Per fortuna ha continuato a trasmetterci tutti i dati sia durante questo volo, e noi non capivamo cosa stesse succedendo, perché ovviamente non riceviamo i dati in tempo reale, non riceviamo immagini in tempo reale, ci vogliono molti più minuti, molte più ore per ricevere immagini. Vedevamo solo che il segnale radio non era stabile. All'inizio pensavamo stesse rotolando sulla superficie o stesse sprofondando, non sapevamo se la superficie fosse dura, metri di polvere, non avevamo assolutamente nessuna idea. Dopo un po' ci siamo resi conto che probabilmente stava volando, e abbiamo poi avuto evidenza dai dati di telemetria. Il Philae è andato a posarsi. Questa è l'impronta del carrello di atterraggio di Philae con le sue 3 zampe, che abbiamo poi visto a posteriori sulla superficie della cometa, e ho sempre detto che Rosetta è stata una missione che è entrata nelle case di tutti, così come è stato Apollo. E mi piace anche pensare che come questa impronta ha fatto un po' della storia del volo spaziale, così quest'altra l'ha fatta in maniera molto più significativa, e oggi siamo proprio a parlare di questo. Philae si è poi posato in una cavità sulla cometa. Questa è una foto fatta dalla macchina fotografica a bordo di Philae, del lander. Qua vediamo una delle 3 gambe del carrello di atterraggio, qua si vede un'antenna di Philae, e queste rocce sono le rocce primordiali della cometa. Lo scienziato responsabile di questa camera mi ha detto: è stata la fortuna più grande che abbiamo avuto avere questo rimbalzo, perché fossimo atterrati dove volevamo, avremmo avuto tutte le parti interessanti della cometa molto lontane da noi, perché era come un eliporto, un aeroporto tutto lontano, piatto e tutta polvere. Qui io ho il mio carrello d'atterraggio che è vecchio di 20 anni, ha 20 anni di età, e ho le rocce primordiali della formazione del Sistema Solare, che hanno 4,7 miliardi di anni a 80 centimetri dall'obiettivo della mia macchina fotografica. Questa è stata forse la soddisfazione più grande, e nella sfortuna abbiamo avuto anche fortuna. Philae ha funzionato per 3 giorni, ci ha raccolto tutti i dati che doveva raccogliere. Sfortunatamente è atterrato in una zona dove l'estate è molto corta, non ci ha dato delle informazioni nella sua fase estesa di missione, dove doveva funzionare con dei pannelli solari che non ricevevano sole, era in questa cavità sulla cometa, e abbiamo perso contatto nel novembre del 2014, l'abbiamo brevemente riacquisito a giugno del 2015, quando questa regione dove è atterrato è andata in estate, c'era illuminazione, ma non siamo mai più riusciti a controllarlo. Però aveva fatto la sua missione nominale, e la missione Rosetta non era solo Philae, la maggior parte degli strumenti li avevamo a bordo del satellite, che ha continuato a orbitare la cometa. Qua vediamo delle immagini prese da vicino, siamo riusciti a catturare l'ombra del nostro satellite sulla superficie della cometa, quindi siamo passati esattamente tra il Sole e la cometa. Abbiamo visto anche l'attività della cometa. La cometa, dicevo prima, è come pietra pomice impregnata di ghiaccio, ma nella sua orbita, quando si avvicina al Sole, si scalda, questo ghiaccio evapora, in realtà nel vuoto non c'è l'evaporazione, c'è la sublimazione, passa direttamente dallo stato solido allo stato gassoso, rompe la crosta della cometa e crea questi getti che sono caratteristici delle comete, che poi vanno a creare la famosa coda delle comete. Il gas trasporta materiale dalla cometa, particelle di polvere, che poi riflette la luce e si vede questa chioma della cometa. Però questo era quello che gli scienziati volevano vedere, era quello che disturbava noi. Noi volavamo con questo satellite, con delle vele enormi, e immaginate di essere in un mare tempestoso, con questi venti che ci spostavano il satellite alla traiettoria voluta. Quindi il nostro controllo era sempre quello di mantenere la traiettoria di Rosetta intorno alla cometa. Abbiamo visto delle immagini, abbiamo raccolto delle immagini spettacolari. Ovviamente le immagini sono quello che noi profani, non scienziati, interpretiamo molto più facilmente. Gli scienziati interpretano anche tanti altri dati scientifici che ha raccolto il nostro satellite. Verso la fine della missione, nel 2016, quando ormai non era più possibile operare Rosetta, perché la cometa sarebbe tornata di nuovo nella sua fase lontana dal Sole dell'orbita, abbiamo, non dico per caso perché non è assolutamente vero, ma per fortuna siamo riusciti a prendere un'immagine, abbiamo finalmente trovato Philae sulla superficie della cometa, incastrato in questa cavità. Dico per fortuna perché volare intorno alla cometa, come dicevo prima, per via di queste perturbazioni non è così facile. Fare delle foto in un punto ben preciso non è facile. Noi sapevamo, dai dati radiometrici che abbiamo raccolto, con i contatti con Philae, che si trovava in questa zona. Volevamo fare una foto più o meno con quest'area al centro della foto. Per via delle perturbazioni orbitali la foto è stata fatta, ma ovviamente non in maniera precisa, e Philae era veramente al bordo della fotografia, quindi bastava una leggera perturbazione ulteriore e non l'avremmo mai più visto. E questo è stato proprio pochi giorni prima di finire la missione. Philae doveva atterrare più o meno in questa zona, è rimbalzato e l'abbiamo trovato in questa zona della cometa, quasi su questa parete, diciamo verticale, se si può dire verticale, nello spazio.
È stato un volo fantastico, è stato pilotare una cosa del genere, è una cosa emozionantissima, ma lo dicevamo prima, non è che realizziamo queste missioni per l'ego di noi piloti di sonde spaziali, l'abbiamo fatto per motivi scientifici. Gli scienziati che avevano sognato 30 anni fa, tanti di loro non ci sono più, non sono più tra noi, tanti di loro ovviamente non hanno potuto seguire il loro lavoro, ma i loro successori hanno raccolto questi dati e hanno cominciato a rivelarci alcune cose. Ci hanno detto che hanno trovato ossigeno molecolare. L'ossigeno, per me quando me l'hanno detto ho detto beh, cosa c'è di strano? L'ossigeno molecolare è estremamente instabile, noi sulla Terra diciamo ossida. Nello spazio gli scienziati dicono che l'ossigeno molecolare non può essere sopravvissuto alla formazione del sistema solare. Questo ci dice una cosa: le comete non sono i rimasugli della formazione del sistema solare, erano lì prima della formazione del sistema solare, e questa è una cosa che gli scienziati hanno scoperto. Hanno trovato aminoacidi o molecole prebiotiche. Gli aminoacidi sono i mattoni delle proteine, le proteine sono i mattoni della vita. Quindi hanno trovato due degli ingredienti della vita, l'ossigeno con l'idrogeno, che è l'elemento più semplice, può formare l'acqua, e gli aminoacidi possono formare le proteine. Queste cose messe insieme danno origine alla vita. Siccome questo era lì prima della formazione del sistema solare, nella cometa, anche questi erano lì prima della formazione del sistema solare. Questo ci dice che i due ingredienti fondamentali della vita non sono ingredienti specifici del nostro sistema solare, ma sono ingredienti che ci sono universalmente. Questa è la zona della nostra galassia dove noi stiamo trovando migliaia di esopianeti, pianeti fuori dal nostro sistema solare. Questa è la nostra galassia, che ha circa tra i 200 e i 400 miliardi di stelle come la nostra, e ci sono circa 200 stimati, 400 miliardi di galassie, che la probabilità che la vita con questi ingredienti universali si sia formata solo sulla Terra, io la ritengo molto bassa, e questo penso sia un messaggio molto molto importante che ci sta dando la missione Rosetta. Vedremo quali altri ci darà. Ci abbiamo messo 30 anni per far volare questa missione fino alla cometa. Immagino che gli scienziati useranno i dati raccolti da Rosetta per ben più di 30 anni per completare le loro analisi. Cosa avviene dopo? Non ci fermiamo di certo con Rosetta, abbiamo altre missioni, ovviamente parlo dell'area di cui mi occupo io. Stiamo per lanciare una sonda che si chiama Solar Orbiter, verrà lanciata a febbraio dell'anno prossimo, ci stiamo preparando per il lancio. Stiamo preparando una missione per mandare un rover su Marte, dovremmo partire a luglio dell'anno prossimo, non nego che abbiamo dei problemi tecnici, può darsi che si debba rimandare il lancio di 2 anni. Questo rover ha a bordo una trivella che è in grado di perforare il terreno di Marte fino a 2 metri, quindi speriamo di analizzare per la prima volta il terreno marziano nella terza dimensione, non solo sulla superficie con i rover americani, ma anche decisamente in profondità. Stiamo preparando una missione che si chiama JUICE, volerà a Giove, il lancio è previsto nel 2022, arriverà a Giove negli anni 30, quindi ci stiamo preparando per un altro viaggio molto lungo nel sistema solare. Stiamo preparando una missione che si chiama Hera. Hera è una missione che contribuisce alla creazione di un sistema di difesa planetaria. Gli asteroidi sono stati la causa dell'estinzione dei dinosauri, saremo colpiti da un asteroide prima o poi, non c'è dubbio, può darsi che passino milioni di anni, miliardi di anni o anche di meno, non lo sappiamo, ma possiamo equipaggiarci per difenderci da alcuni casi. Questa missione ci permetterà di cominciare a studiare questo argomento. Stiamo preparando un'ulteriore missione con i colleghi della NASA che si chiama Mars Sample Return, per la prima volta andare a Marte, prendere un campione, raccoglierlo e riportarlo a terra. Questo dovrebbe lanciare nel 2026 e se tutto va bene con lancio nel 2026 portare un campione di Marte nel 2031 all'altra Terra. Quindi l'esplorazione spaziale non finisce di certo con Rosetta, continua. Queste sono solo le missioni in cui noi siamo personalmente coinvolti, colleghi americani, cinesi, russi, giapponesi fanno altre missioni e tutto contribuisce alla conoscenza dell'uomo, e se fermiamo la curiosità dell'uomo fermiamo l'evoluzione della specie umana e ci estinguiamo in pochissimi anni. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie. Io sono annichilito e affascinato, credo come tutti voi,
annichilito perché quando come dire, si viene in contatto con questi numeri, con queste situazioni così anche lontane dalla nostra immaginazione, vorrei dire, si resta per l'appunto storditi e annichiliti e però anche affascinati, no? Perché capiamo fin dove l'ingegno umano e la determinazione di persone come Andrea Comazzo e i suoi colleghi riescono a portarci. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è questo senso di continuità, questi testimoni che ormai si passano, questi scienziati, anche perché appunto come abbiamo visto si tratta di missioni di lunghissimo periodo e quindi anche la continuità è un valore straordinario, così come diceva prima Stefano che in realtà poi dall'aspetto dell'andata sulla Luna prima vedeva contrapposti America e Russia e poi in realtà è diventato un fattore di collaborazione se non di amicizia. Ora io mi trovo male a fare queste domande perché ovviamente qua siamo stati su un livello molto tecnico e molto scientifico, però sono rimasto d'accordo con i nostri ospiti che avrei fatto domande volutamente divulgative perché questa è una situazione divulgativa e loro a questo anche tengono. Allora, per la prima cosa vorrei chiedere ad Andrea Comazzo, queste missioni, queste operazioni hanno dei costi evidentemente altissimi. Percepite il rischio che in prospettiva la ragione economica possa diventare un elemento di freno allo sviluppo, anche perché forse rispetto al passato non c'è più quella corsa che ad esempio caratterizzò l'andata sulla Luna, che quindi vedeva una contrapposizione anche geopolitica che motivava le grandi potenze ad andarci. Ora com'è la situazione sotto questo aspetto? Ma sono cambiate tante cose da quegli anni. In quegli anni c'era una questione, come si diceva prima, di guerra e soprattutto si era per certi versi alle prime armi in questo ambiente, quindi si sviluppava in maniera molto più pionieristica. Al giorno d'oggi per un'agenzia pubblica non è la stessa cosa per un'azienda privata come può essere SpaceX, ma per un'agenzia pubblica come l'ESA, come la NASA, non sarebbe assolutamente ammissibile né tollerabile prendere i rischi che sono stati presi durante lo sviluppo del programma Apollo, né investire quello che è stato investito in quegli anni lì. Ovviamente, giustamente, penso anche l'opinione pubblica, con tutti i problemi che abbiamo, non tollererebbe una cosa del genere. Penso che sia poi una questione di politica più che di scienza decidere quali sono i fondi da dedicare a questo tipo di ricerca. Detto questo, è chiaro che avessimo i fondi in più potremmo fare molto di più, quello è indubbio. Un po' la limitazione si sente sicuramente, le ambizioni sono oltre quelle che sono le possibilità, però come dicevo prima penso sia giusto bilanciare tutto, soprattutto in un mondo con così tanti problemi come il mondo nostro del giorno d'oggi, quindi non sta a me decidere quanto è giusto dedicare alla scienza, quanto è giusto dedicare a questo tipo di ricerca piuttosto che a un altro. Però, ripeto, forse la differenza più grossa con i programmi degli anni 60 è proprio questo metodi di lavoro, questi processi che sono molto meno tolleranti verso un problema, verso una failure. Sarebbe al giorno d'oggi quasi intollerabile gestire i progetti come sono stati gestiti durante Apollo. Ho un carissimo amico che lavora per SpaceX a Los Angeles, ho avuto l'occasione di vederlo a settembre, mi raccontava un po' come lavorano loro. Ho detto: Mauro, una cosa che voi fate nel giro di qualche settimana, a noi ci vogliono anni, perché gestire un processo di design, di progettazione oppure di test come lo fate voi per noi sarebbe inaccettabile. Diciamo, gli enti governativi che ci finanziano, ci controllano, non accetterebbero una cosa del genere, però lui lavora per un'azienda privata e sono le loro scelte. Grazie. A Stefano volevo chiedere anche, diciamo,
partendo dalla mia ovviamente esperienza giornalistica. Siamo in tempi, no, di fake news e di situazioni terrapiattisti e compagnia bella, però vorrei che tu ci dedicassi un attimo del tuo tempo, perché è anche vero che per un lungo periodo, e viaggiando insomma in questo grande mondo di internet, per un lungo periodo qualcuno tentò di dire gli americani non sono mai stati sulla Luna in realtà. È un aspetto così curioso che sa molto di aneddoto, però vorrei magari che ci dicessi due parole su questo. Sì, purtroppo oggi far divulgazione un po' su tutto, soprattutto sull'astronomia, è diventato abbastanza complesso. Questo, diciamo, chi vuole salvarsi da questo ricorre alle fonti ufficiali, oppure ricorre a personaggi ufficiali, perché se si dà adito e si dà interesse a quello che si trova un po' sui giornali, si varia tra la falsità o tra l'esaltazione di qualcosa che in realtà è normale, oppure sul travisare una notizia che, anche se ha un fondamento vero, non viene presentata per quello che è. Faccio riferimento proprio alla Planetary Defense che diceva prima Andrea. Ogni volta che passa un asteroide a milioni di chilometri di distanza dalla Terra viene dato l'allarme, ci sfiora, stavolta ci va bene, ok? Va bene dire stavolta ci va bene, perché come diceva Andrea prima o poi ci prenderà, ma che ogni oggetto possa essere un pericolo anche quando in realtà è totalmente escluso che quel flyby di un asteroide sulla Terra possa essere un pericolo, allora questo è un clickbaiting, mi sembra che si chiami, cioè la voglia di creare un po' di attenzione per avere un ritorno sotto forma di click. Per quanto riguarda il fatto di non essere andati sulla Luna, mi sembra che questa favoletta abbia tratto origine da un libricino di una persona che venne allontanata dalla Rocketdyne, se non vado errato, ma che faceva public relation per la Rocketdyne, non era un tecnico, e che tra i suoi capolavori letterari ha anche Mangiar bene a 99 centesimi. Quindi diciamo che non è la persona forse più adatta a parlare del fatto che l'uomo non sia stato sulla Luna. L'uomo c'è stato, la Terra non è piatta. Quello che cerchiamo di fare è cercare di portare motivazioni, anche se poi non dovremmo essere noi a portare motivazioni su quello che è evidente, ma altri a portare motivazioni che vanno a negare queste cose. Però purtroppo molte persone vengono a chiedere queste cose con l'apertura mentale per essere convinti di come stanno effettivamente le cose. Molto spesso questa apertura mentale non c'è, quindi ogni cosa poi viene rigirata a loro favore, e quindi lì sono cause perse, e lì sinceramente chi vuole rimanere a terra ci rimane, chi vuole volare veramente vola. Grazie. Intanto vi dico che io farò ancora un paio di domande, poi però daremo anche la parola al pubblico, quindi chi ha qualche curiosità o comunque qualche domanda da fare, insomma, se la tenga in canna, perché è il momento tra un po' di metterla in orbita, visto l'argomento. Torniamo ad Andrea Comazzo. Nella corsa allo spazio, sappiamo, abbiamo vissuto per almeno mezzo secolo col duopolio USA-URSS. Poi c'è stato il grande arrivo dell'Europa, diciamo. Però quello che vorrei chiederti è la Cina in tutto questo che ruolo ha in questo momento, perché ovviamente è entrata con la sua forza in tutti i campi dell'economia e della società, e nello spazio? La Cina nello spazio ha un ruolo, non dico ancora predominante, ma lo avrà sicuramente. La Cina ha delle risorse, o dedica delle risorse immense rispetto alle nostre, alla ricerca spaziale. Ovviamente per la loro organizzazione hanno sicuramente meno problemi ad affrontare l'opinione pubblica. La Cina lavora più o meno, penso io, come lavorava la NASA negli anni 60, quindi tutto gas verso un obiettivo.
Ovviamente anche loro stanno cambiando nel tempo, noi abbiamo delle collaborazioni con la Cina ormai da più di 10 anni, da circa 15 anni, e abbiamo visto un cambiamento, erano molto più pionieristici all'inizio, sono molto più pacati, hanno però una determinazione non indifferente, loro stanno focalizzando in questo momento su 2 argomenti per raggiungere un terzo, hanno cominciato a fare il loro volo umano intorno alla Terra, hanno un programma di esplorazione della Luna molto a lungo termine o medio termine, diciamo così, in termini spaziali, dove anno dopo anno realizzano una nuova missione, hanno cominciato come arrivare alla Luna, orbitare la Luna, scendere sulla Luna, fare un rover per la Luna, sample return, prelevo di campione dalla Luna, porteranno l'uomo sulla Luna e il loro obiettivo è andare su Marte prima degli americani, ovviamente. Non so se ce la faranno, non so se ce la faremo mai ad andare su Marte, però sono molto determinati. Prima parlavamo del programma Apollo, è stato combattere una guerra senza fare la guerra e ha portato alla pace. La caduta del muro di Berlino ha portato, diciamo, all'apertura di 2 mondi diversi uno con l'altro e hanno portato anche alla realizzazione della stazione spaziale. In questo momento nel campo spaziale si sta parlando finalmente molto dell'esplorazione della Luna piuttosto che di Marte, perché secondo me è un obiettivo ancora irrealistico per gli astronauti, intendo. E sulla Luna quasi tutti parlano di una cosiddetta architettura aperta. Il nostro direttore generale parla molto di un cosiddetto concetto di Moon Village, un villaggio lunare, inteso in maniera, diciamo, in senso lato, dove chiunque può contribuire. E penso sia un po' un parafrasare quello che succede nelle nostre società del giorno d'oggi, dove c'è molto più scambio di nazioni, di persone, di immigrazione. Non è facile integrare un nuovo partner in un programma spaziale, non è facile integrare delle persone che vengono da paesi diversi dai nostri, ma questo è il futuro. Possiamo fare l'esplorazione spaziale, la Luna e oltre, soltanto se uniamo tutte le risorse che abbiamo sulla Terra, e dobbiamo, penso, anche abituarci sulla Terra a vivere in un altro modo e ad avere un villaggio sulla Terra prima di un villaggio lunare. Grazie, torniamo a Stefano. La vostra associazione, Stefano, è un'associazione italiana e penso che quindi possa forse meglio di altri testimoniare che ruolo da protagonista che ha assunto l'Italia e l'Europa, ma parliamo anche proprio dei nostri italiani, degli scienziati, degli astronauti. Cioè, dobbiamo forse dirlo con orgoglio, riconoscerlo con orgoglio questo momento che stiamo vivendo, o è solo una situazione mediatica? No, non è assolutamente una situazione mediatica, proprio per il discorso che facevo prima di andarmi a prendere le notizie dalle fonti ufficiali e fare riferimento poi a quelli che sono i nomi che stanno sotto ogni articolo. Mi rendo sempre più conto che l'Italia ha un ruolo di spicco nella ricerca, ha un ruolo di spicco anche nello spazio, ovviamente qui c'è testimonianza piena, e che molte cose vengono dalla ricerca italiana. Noi quando facciamo divulgazione la facciamo anche intervistando via web, e tant'è vero che molte persone non le conosco neanche dal vivo, e oggi ho conosciuto Andrea oggi, in pratica ieri, dal vivo, anche se poi dialoghiamo ormai da 3 anni, penso. Però andiamo veramente a cercare ricercatori italiani, firmatari di articoli anche interessanti, molto interessanti, a volte anche di rottura rispetto al passato, nelle varie università, nelle varie enti di ricerca in giro per il mondo. Proprio per questo ci ha portato a fare dirette streaming dall'Australia, dagli Stati Uniti, dall'Antartide, perché comunque sono anche lì. E abbiamo, a parte l'onore di avere tra i nostri soci onorari persone come la professoressa Astone, che troverete anche nominata nel volume che è stato consegnato, e che è firmataria di un articolo insieme a Kip Thorne, premio Nobel per la fisica lo scorso anno, 2 anni fa, per la detection delle onde gravitazionali. Quindi sicuramente l'Italia è in prima linea. Per le missioni spaziali anche il professor Yes della Sapienza, che presumo che Andrea conosca
molto bene, è un'altra persona di spicco nel panorama mondiale, quindi l'Italia sicuramente si fa valere su questo. Grazie. Ecco, prima di passare la palla a Pier Giorgio Baroldi, che a sua volta ha una domanda da fare e che poi insomma introdurrà le vostre, volevo chiedere un'ultima cosa ad Andrea Comazzo. Il problema cosiddetto dei rifiuti spaziali, no? È un problema reale, è enfatizzato dai media, cosa può dirci a questo proposito? È un problema molto più che reale, è un problema concreto che noi soffriamo ogni giorno. Io mi occupo delle missioni interplanetarie, ma nel nostro centro facciamo volare anche i satelliti di osservazione della Terra, che sono quelli più, diciamo, toccati da questo problema. Questi satelliti volano a una quota di circa 700-800 km e un residuo spaziale a quella quota ci impiega più di 1000 anni a rientrare, perché un minimo di atmosfera c'è anche lì, quindi crea una resistenza aerodinamica, quindi praticamente possiamo considerarlo permanente. Un paio d'anni fa dei colleghi che fanno funzionare un satellite, si chiama Sentinel-1, un giorno sono arrivati al lavoro e hanno notato delle anomalie nei parametri di questo satellite e hanno visto che c'era stata una perturbazione dell'assetto, il satellite si era mosso e c'era stato un disturbo elettrico. Per fortuna avevano a bordo delle macchine fotografiche che erano servite quando aveva dispiegato i suoi pannelli solari e un radar che ha a bordo per monitorare l'effettivo dispiegamento di questi pannelli. Hanno fatto una foto e hanno visto che avevano un buco da 40 cm su un pannello solare. Questo è stato colpito da un pezzo di immondizia spaziale, ovviamente di cui non ne conoscevamo l'esistenza. Hanno fatto una stima delle dimensioni di questo oggetto, è un oggetto grosso circa 6 mm ed ha fatto un buco in un pannello solare di un satellite. Avesse colpito il corpo centrale del nostro satellite l'avrebbe ovviamente disintegrato, avremmo perso un satellite che costa 400-500 milioni di euro. Noi abbiamo circa 10 satelliti di osservazione della Terra in orbita e mediamente una volta alla settimana dobbiamo fare una manovra di avoidance con questa immondizia spaziale con almeno uno dei satelliti. Dobbiamo spostarlo 10 metri più in alto, 10 metri più in basso, a sinistra o a destra, proprio per minimizzare il rischio di collisioni. Abbiamo una banca dati che raccoglie circa 10.000 oggetti di cui conosciamo l'orbite o di cui cerchiamo di conoscere le orbite, vanno da satelliti fuori uso. Noi abbiamo un satellite fuori uso dal 2012, è grosso come un autobus, pesa 8 tonnellate, lo vediamo perfettamente con i radar o con i telescopi, sappiamo l'orbita. Se questo viene colpito da uno di questi oggetti spaziali intasa completamente un'orbita e quell'orbita è inutilizzabile. Quindi è una preoccupazione per noi e dicevo di questi 10.000 oggetti vanno a satelliti di queste dimensioni fino a circa 1 centimetro. Sotto il centimetro diventa veramente difficile calcolare le orbite, rilevarli e calcolarne le orbite. Questo è un problema perché non sappiamo quanti oggetti ci siano nello spazio. Le risorse che investiamo in questo campo sono sempre più importanti e purtroppo in questo momento non si può fare molto per rimuovere questa immondizia spaziale. Possiamo sviluppare dei satelliti che vanno a prendere un altro satellite, dobbiamo farlo, costano tanto, le risorse che abbiamo a disposizione non sono sufficienti, quindi dovremo arrivare a farlo, ma la cosa più importante, come abbiamo fatto con la nostra Terra, che purtroppo forse abbiamo già rovinato, è prevenire che avvengano queste cose. Quello che abbiamo fatto è difficile da recuperare purtroppo, ma l'importante è non continuare su questa strada. Abbiamo già rovinato la Terra, cerchiamo di non farlo con lo spazio che la circonda. Grazie. Appunto passerei la palla per Giorgio Baroldi, non prima di aver ricordato, e poi me ne dimentico, che domani sul Gazzettino evidentemente ci sarà ampio resoconto di questo nostro incontro. Prego. Grazie Tiziano. Mi ricollego un attimo al tema che avevi introdotto tu sui costi di queste missioni, se impediscono o comunque limitano lo sviluppo di nuove iniziative e così via. Io ricordo un po' di anni fa ho avuto l'emozione, devo dire, di visitare Cape Canaveral, quindi il centro della NASA. È stata una cosa, molto molto interessante e così via, e mi chiedevo attualmente, lo chiedo ad Andrea Comazzo,
Cosa stanno facendo? Se stanno utilizzando tutte quelle strutture che, se per il satellite diciamo nostro abbiamo speso 500 milioni, quanti milioni, e forse non bastano i milioni, spendono gli americani su questo tema? Ovviamente il budget della NASA è completamente diverso dal nostro. Noi abbiamo un budget come ESA, diciamo, grosso modo tra i 4 e i 5 miliardi di euro l'anno. La NASA ha un budget oltre 20 miliardi di dollari l'anno, più o meno, siamo come gli euro, quindi è 4 o 5 volte superiore al nostro. Per darvi un'idea, per la missione Rosetta abbiamo speso circa 1 miliardo di euro, ma è stato speso su 20 anni con i contributi di 20 paesi europei. Per l'operazione del rover che la NASA ha sulla superficie di Marte, Curiosity, è atterrato nel 2012, la NASA spende ancora al giorno d'oggi 100 milioni di dollari l'anno. Per la stazione spaziale la NASA spende 100 milioni di dollari alla settimana. Questo è quanto costa far volare la stazione spaziale. Sono dei numeri completamente diversi dai nostri. Stanno sviluppando, spendono 5 miliardi di dollari l'anno per la stazione spaziale, spendono in totale 10 miliardi di dollari l'anno per l'esplorazione spaziale in generale. Gli altri 5 che non sono solo la stazione spaziale li stanno investendo per sviluppare la nuova versione del Saturno 5, si chiama SLS, sta per Space Launch System, è un lanciatore che dovrà portare gli astronauti di nuovo alla Luna, e stanno investendo su una nuova stazione spaziale che si chiama Gateway, molto più piccola della stazione spaziale, ma sarà una stazione spaziale intorno alla Luna. Sono dei numeri importanti, ovviamente, molto molto grossi. Per noi, io dico sempre, i cittadini comuni sono immensi, però io se penso solo alla missione di Rosetta stiamo parlando di 1 miliardo di euro. A me piace tantissimo il calcio, la Juve ha pagato Ronaldo 100 milioni di euro, Neymar l'hanno pagato 220 milioni di euro, e non sono numeri enormi, quindi se dobbiamo mettere tutto un po' in proporzione. E poi sono vantaggi che vanno al giocatore o comunque al suo... Sì, e poi è una cosa più e non certo per la comunità. Grazie. Ecco, passiamo appunto, se c'è qualche domanda del pubblico, vedo già una mano alzata lì, ecco, mi raccomando, domande e evitiamo le considerazioni. Grazie. Prego. Considerazione brevissima, dato che siamo tutti d'accordo che bisogna passare per l'ufficialità, no, delle fonti. E, no, volevo rivolgere una domanda a proposito della presentazione ufficiale della NASA della capsula Orion, che volerà ad altezze 15 volte la Stazione Spaziale Internazionale, quindi a 5.000 chilometri di distanza dalla Terra, e dove però curiosamente questo ingegnere della NASA, Kelly Smith, raccontando dei sensori che ci saranno dentro questa capsula per rilevare gli effetti delle radiazioni nelle famose fasce, quindi volevo anche chiedere effettivamente quali sono stati gli effetti, se ce ne sono, nella nostra sonda Rosetta. E però appunto lui aggiunge che per capire quali siano gli effetti di queste radiazioni, che dovremo passare 2 volte, quindi evidentemente andata e ritorno, si monteranno questi sensori per capire gli effetti sulla strumentazione, e aggiunge, prima di inviare umani in quella regione dello spazio. Allora uno passa per l'ufficialità, però effettivamente si perde, anche perché quando in diretta dalla Stazione Internazionale Spaziale, a fianco a Samantha Cristoforetti, il capitano Terry Wirth, se lo pronuncio bene, ha parlato proprio dell'SLS, parlava di un razzo che appunto abbia la possibilità di una spinta molto maggiore di quella che abbiamo ora per far atterrare la capsula Orion con dei lander, no? E aggiunge, hopefully, per portare ottimisticamente degli umani all'esplorazione del sistema solare. A questo punto una persona comune non ci capisce più nulla, senza cadere nelle cospirazioni. Grazie. Allora, ci sono diversi argomenti, cerchiamo con un approccio ingegneristico di isolarli. Radiazione. Il Sole è una centrale nucleare immensa ed emette radiazione, questa radiazione va ovunque.
Noi sulla Terra siamo protetti dal campo magnetico. Il campo magnetico, la cosiddetta magnetosfera, crea uno scudo sulla Terra e noi siamo ovviamente protetti in gran parte da questa radiazione. Già sulla stazione spaziale, che sta a 400 km di quota, questa radiazione è superiore. Gli astronauti vengono monitorati costantemente, accumulano della radiazione superiore alla nostra. L'Orion non è fatto per andare a 5.000 km, l'Orion è fatto per andare alla Luna, che sta quasi a 400.000 km, quindi distanze ben più elevate, ben al di fuori della magnetosfera, dove le radiazioni sono molto più alte. Le missioni di Orion, le prime saranno molto corte, in una settimana, ma la previsione attuale di fare missioni in questa mini stazione spaziale che stiamo costruendo intorno alla Luna è di circa 30 giorni, al massimo 90 giorni, quindi non sarà permanentemente abitata dagli esseri umani questa stazione, proprio per questo motivo. In parte anche per questioni di costi, ma soprattutto per questioni di radiazioni. Ed è anche il motivo per cui io dicevo, non so se andremo a Marte. Tutti parlano di Marte, è facile, noi sappiamo andare a Marte, sappiamo atterrare su Marte. Non abbiamo ancora provato a ripartire dalla superficie di Marte. Se facciamo Mars Sample Return proveremo, ma non abbiamo la più pallida idea di come proteggere gli astronauti dalla radiazione del Sole per 2 anni e mezzo, 2 anni. Il minimo di durata di un viaggio a Marte sono 2 anni, ci vogliono 6 mesi a arrivare, bisogna aspettare 1 anno perché Marte sia di nuovo in congiunzione astrale, diciamo, con la Terra, in modo da poter tornare in altri 6 mesi. E in questi 2 anni gli astronauti accumulerebbero una radiazione che li ammazzerebbe prima di arrivare a Marte. Non siamo ancora in grado di proteggerli con dei materiali, con delle tecnologie che possiamo trasportare nello spazio. E per quello che sono molto scettico ancora su un volo degli esseri umani verso Marte. Questi sono i parametri che vanno giudicati in questo ambito, quindi andare alla Luna sì, possiamo farlo, ci siamo già andati per periodi limitati. Andare oltre la Luna implica delle durate di volo troppo lunghe per ora e non siamo in grado di garantire la sopravvivenza degli astronauti. Grazie. Prego. Tutti i complimenti a solo che seguo da anni come colombiano, che seguo anche nel tempo Tommaso da vita e che mi voglio qua perché avevo già accennato quel giorno con quel barbone in diretta, era un po'. Però la domanda che devo fare da Andrea, 2 parole sulla missione di Bepi Colombo. Bepi Colombo è un'altra missione che l'ESA ha realizzato, è stata nominata in onore di uno scienziato italiano di Padova, Giuseppe Colombo, ovviamente detto Bepi. È uno scienziato che ha studiato a fondo Mercurio e la missione vola a Mercurio, l'abbiamo lanciata nell'ottobre dell'anno scorso, ci impiegherà 7 anni per arrivare a Mercurio. Nonostante Mercurio sia piuttosto vicino alla Terra, impieghiamo 7 anni proprio per il famoso discorso di cambiare la velocità della sonda. In realtà con Bepi Colombo dobbiamo fare l'opposto, dobbiamo farla cadere verso il Sole, ma in una caduta controllata, quindi passiamo la maggior parte del tempo a frenare Bepi Colombo invece di accelerarlo, come abbiamo fatto con Rosetta che doveva ingrandire l'orbita, e farlo cadere in maniera controllata verso Mercurio, arrivare a Mercurio verso il Natale del 2025 e poterlo mettere in orbita intorno al pianeta. Questa sonda ci permetterà di studiare a fondo questo pianeta che è misterioso in tanti aspetti. Io non sono uno scienziato, però gli scienziati mi dicono non si capacitano di come questo pianeta possa essere nelle condizioni in cui è fondamentalmente così roccioso, così lavorato, pur essendo così vicino al Sole. Loro si aspetterebbero che fosse molto più uniforme proprio per la vicinanza del Sole, così non è, ha dei crateri, sappiamo che c'è dell'acqua in alcuni di questi crateri, cosa che gli scienziati non si aspettavano, ovviamente sono zone di ombra permanente. Ha un'orbita molto particolare perché è talmente vicino alla immensa massa del Sole che la sua orbita ha degli effetti relativistici, proprio della relatività di Einstein, quindi Mercurio non ripete mai la propria orbita, è sempre un'orbita come se fosse una spirale in continua evoluzione, e tutto questo gli scienziati lo vogliono scoprire, e uno dei principali scienziati è il professor Luciano Ies, che citava Stefano prima, dell'Università di Roma, che sarà uno dei principali artefici del successo scientifico di Bepi Colombo. Vedo un'altra mano alzata. Prego. Salve, io farei una domanda da parte degli Young Voices di Science Gallery. Ho pensato alla prima fotografia scattata della Terra dallo spazio e di quanto sia stata importante perché ha attivato l'opinione pubblica e ha creato i più grandi gruppi ambientalistici per preservare il nostro pianeta.
Volevo chiedere quanto sia importante uscire, andare nello spazio e capire quanto sia importante la nostra casa. Ecco, grazie. Allora, io come dico sempre, chi ama l'astronomia, poi è il pubblico al quale ci riferiamo sempre, a volte dimentica una cosa, che se ama i pianeti, lo vediamo sempre, quando è andata la New Horizons su Plutone, tutti innamorati di Plutone, tanto è vero che lo rivolevano come pianeta, anche se poi le definizioni sono quelle, sono assegnate dagli umani e così via. C'è chi ama Marte, ma la Terra è un pianeta. E la Terra è il pianeta principale e senza il pianeta Terra noi non andiamo a studiare Marte, non andiamo a studiare Giove. Quindi sì, le immagini dallo spazio hanno fatto render conto che la Terra è un pale blue dot, è un piccolo pallino azzurro che si vede sperduto nello spazio in equilibri delicatissimi, e studiare l'astronomia ci indica anche quanto sono effettivamente delicati questi equilibri che ci sono sulla Terra, perché Venere una volta era come la Terra e adesso ha una composizione atmosferica, una densità atmosferica che rendono impossibile la vita, cosa che i dati, anche se poi c'è sempre un po' di confusione effettivamente sui dati atmosferici terrestri, sui cambiamenti climatici, ma comunque la tendenza è quella, diciamo che la Terra si avvierebbe verso un futuro molto simile a quello di Venere se le cose non cambiano. E quindi questo significa che c'è un equilibrio che dipende dalla radiazione solare, che dipende dall'atmosfera terrestre, da come noi manteniamo l'atmosfera terrestre. E quindi è chiaro che vedere un pianeta così piccolo da lontano, anche sulle foto scattate dalle Voyager, una volta che sono andate ai confini del Sistema Solare e che hanno fatto una panoramica di quasi tutti i pianeti del Sistema Solare, insomma ci fa vedere effettivamente quali sono le nostre dimensioni rispetto a qualcosa che è decisamente più grande rispetto a noi e che influisce notevolmente sulla vivibilità del nostro pianeta. E quando dico vivibilità intendo la nostra sopravvivenza, perché poi il pianeta resiste, il pianeta si adegua, il pianeta va avanti senza di noi, forse pure meglio recentemente, però sicuramente ti dà un senso di instabilità. Però a parte quello, diciamo che ha sensibilizzato sul fatto che siamo delicati, ma poi all'atto pratico non ha portato a conseguenze. Adesso si stanno cercando delle alternative, sembra che sia un po' tardi, si spera che non sia così tanto tardi, però finora purtroppo mi sembra di aver capito che c'è stata sensibilizzazione soltanto a parole, quindi adesso sarebbe anche il caso di mettere in pratica le cose. Che quando si manifesta per il clima magari sarebbe più importante non andare in piazza a manifestare per il clima, ma sarebbe importante andare su una spiaggia e pulirla. Quindi facciamo questo. Magari fare questo e quello, diciamo così, sarebbe la cosa migliore, perché è anche importante non sottovalutare insomma, i ragazzi, la loro sensibilità. Un'ultima domanda direi, perché gli organizzatori mi fanno presente una questione di tempi. Prego. Buongiorno a tutti. Correlato a questo tema, sono una dottoranda di Climate Change qui a Ca' Foscari. Volevo chiedere, so che l'ESA è coinvolta in progetti di monitoraggio, volevo chiedere al signor Andrea Commazzo che idea si è fatto su questo tema. Grazie. L'osservazione satellitare è diventata una componente fondamentale nella nostra vita, forse non ce ne rendiamo conto, ma questi satelliti di osservazione della Terra che citavo prima, i satelliti meteorologici, che ormai sono delle applicazioni avviate, non è più ricerca scientifica, influenzano la vita di tutti i giorni. Ci sono scienziati che fanno il monitoraggio dei mari, vengono usati per il traffico mercantile delle navi, per il monitoraggio dello smog, per l'agricoltura. Ci sono i trattori che sono guidati senza persone con il GPS, sanno con le immagini satellitari quale campo stanno attraversando, decidono quale concime mettere, con non mettere, quanta acqua mettere, quindi sono ovunque. Noi in Europa dobbiamo ritenerci fortunati, tante volte critichiamo l'Unione Europea ha avviato un programma che si chiama Copernicus, anche noto come GMES o Sentinelle,
Noi realizziamo questi satelliti per conto dell'Unione Europea, sono quelli che citavo prima, li stiamo mettendo in orbita piano piano e tutti questi satelliti contribuiranno a fornire i dati che gli scienziati, gli enti anche di monitoraggio del clima e di prevenzione utilizzeranno nel futuro. E questo penso che sia uno step, un passo per l'Europa estremamente significativo. La cosa che più mi piace di questa cosa è il fatto che l'Europa abbia deciso di raccogliere tutti questi dati, di creare i centri dati dove questi dati satellitari vengono raccolti ed aprirli a tutto il mondo. Chiunque in tutto il mondo può avere accesso a questi dati. Questo penso sia un passo molto molto importante. Ovviamente io non sono uno scienziato, non sono in grado di utilizzare questi dati, ma faccio tutto il possibile perché questo avvenga. Grazie, io chiudo qui il mio compito prima di passare la parola a Pier Giorgio Baroldi. Voglio solo ringraziare Andrea Comazzo e Stefano Capretti anche per la capacità che hanno avuto di darci in un lasso di tempo relativamente breve una quantità di informazioni straordinarie che credo ci porteremo tutti dentro e magari guarderemo sia agli aspetti diciamo mediatici quando ne parlerà la televisione, ma come tornando al discorso che dicevo all'inizio, quando magari ci capiterà di guardare le stelle e la luna, magari penseremo anche al lavoro di queste persone, quindi li ringrazio. Prego. Grazie molto. Invito per le conclusioni e le sue considerazioni Giovanni Agliata di Montereale ad accomodarsi per qualche considerazione. Abbiamo qualche numero tutelare. Devo dire che i vostri interventi hanno creato un'atmosfera veramente, ci avete fatto vivere un momento appunto cosmico, e con, come diceva anche Tiziano prima, però una capacità da un lato divulgativa che fa capire bene quanto siate dentro in questo paese su dei punti ritengo fondamentali per lo sviluppo e la crescita, e al tempo stesso anche il discorso del riferimento alle fake news piuttosto che non alle mitologie che si innestano. Questo soprattutto per Stefano, perché i confini sono a volte labili. Per quello che dice no, l'astronomia, qualcuno che equivoca con l'astrologia, qualcuno che... cioè, voglio dire, c'è anche un problema culturale in questo paese. Credo che le vostre punte di diamante servano tantissimo allo sviluppo. Quindi questa iniziativa, che per me era assolutamente etero, perché l'ho chiuso, spero di non aver pregiudicato una missione spaziale chiudendo questo portatile, e quindi niente, non mi ero molto calato nella parte, ma sia siamo agli interventi a cena ieri sera vostri e il resto fanno capire veramente una dimensione estremamente importante. Quindi in questo senso va il ringraziamento. E devo dire nel taglio specifico di questa iniziativa, perché c'è un dilagare di iniziative sulla Luna. Mi capitava di essere a Torino l'altro giorno a vedere la mostra Dalla Terra alla Luna presso la Palazzo Madama, eccetera, e vedo da un certo punto di vista con piacere che ci sia il momento commemorativo, si saldi anche con un'analisi, una prospettiva, mi auguro, appunto di crescita. Nel nostro Paese sappiamo quali sono i problemi molto seri dell'investimento sulla ricerca, che non riguarda solo evidentemente la nostra quota parte dell'Agenzia Spaziale, ma qui siamo in un ambito universitario, sappiamo tutti di quanto il problema della scuola, dell'università e degli investimenti. Io mi capita di essere in associazioni culturali, è lo stesso, questo Paese è abbastanza ostico all'investimento in cultura in generale, anche il Ministero per l'appunto dei beni culturali è sempre stato considerato una cenerentola, ma quello della ricerca scientifica forse non di meno. Quindi credo che queste occasioni servano a tutti quanti per riuscire a sensibilizzare e a spingere anche la crescita del nostro Paese, perché quella motivazione che va al di là poi diciamo anche dell'Italia, perché si fanno queste cose, qual è questa spinta che muove l'uomo a esplorare,
l'Ulisse appunto che esplora il contesto mediterraneo e cerca di andare al di là delle colonne d'Ercole. Qui abbiamo proprio certe colonne d'Ercole che presidiano il nostro spazio, diciamo, e quindi questa spinta deve essere accompagnata, è parte della condizione umana. Se dicevo appunto, anche lei diceva, scusate, Stefano precedentemente, lo voglio richiamare, che nel momento in cui anche Andrea, perché lo si fa, abbiamo delle buone motivazioni, non solo voi addetti ai lavori, ma anche noi che seguiamo, da cui nasce l'impegno evidentemente nei confronti della scuola, nasce un impegno costante che mi immagino ci sia anche da parte vostra rispetto alla divulgazione nelle fasce di età dei più giovani, perché è cruciale inserire nella fase dello sviluppo e della crescita certi elementi, a volte perché la memoria storica dei 50 anni fa dello sbarco sulla Luna e di tutta quella bellissima carrellata che avete fatto, sia precedente che successivo, e sugli sviluppi di quelle che sono le avventure spaziali, sono dei fatti culturali che non sono, diciamo così, di pubblico dominio. Non credo sia neanche previsto, diciamo, nei libri di testo, per dire che ci siano dei momenti di approfondimento in questa direzione. Quindi l'impegno deve continuare evidentemente su tutti i fronti. Io volevo fare una piccolissima annotazione a proposito del 9 novembre. Abbiamo ricordato una serie di dati, anche tu Andrea hai vissuto il momento, 9 novembre del 2005, quindi recentemente si continua. No, era una notazione un po', diciamo, un po' più triste, perché mi era stato richiamato e ricordato da qualcuno che c'era stato un precedente, il muro di Berlino, è vero, il 9 novembre dell'89, ma c'era stata sempre in Germania una cosa drammatica, il 9 novembre del 38, che era la notte dei cristalli, che iniziò una fase di rottura, proseguì una fase di rottura dell'Europa, e quando i nazisti, appunto, contro le comunità ebraiche, non solo centinaia e centinaia di sinagoghe, migliaia di negozi, e poi iniziò quel cammino della Shoah, che effettivamente, quindi diciamo, siamo passati dal 9 novembre del 38, piuttosto che non la liberazione del 9 novembre dell'89, e andando avanti. Questo da noi in Europa, diciamo, un'Europa del secolo breve che ha vissuto questi momenti drammatici. Quindi ritorno e concludo che questi momenti di grandissimo respiro universale, cosmico, ci aiutano, credo molto, a rielaborare sia la nostra storia, ma dare a questo progetto e prospettiva dell'essere umano per la libertà, come dicevamo, e per la testa, per l'intelligenza, perché fatti non fosse a vivere come bruti. Qui abbiamo i nostri Ulisse del XXI secolo. Grazie ragazzi, e ringrazio moltissimo Rina Dal Cantone per tutta l'organizzazione, perché questa intuizione sul discorso della Luna, ripeto, quando me lo disse dico vabbè, ma che ci accocchia? E che ci accocchia con Paolo Rizzi, e viceversa, è venuta fuori una cosa molto bella. Ringrazio i ragazzi, i collaboratori che hanno fatto questo bellissimo catalogo, gli autori e tutto quanto quello che c'è stato dentro, e quindi ricordo gli appuntamenti, perché domani pomeriggio alle 16:30 c'è l'inaugurazione della mostra alle Zattere del centro di esposizione dell'università. Però mi era stato chiesto, siccome nel pubblico anche c'è qualcuno che domani poi non potrà tornare, la mostra è aperta fin da adesso e quindi è visitabile nel pomeriggio. Poi inoltre io avevo aggiunto, non faccio discorsi su Vittorio Cini e sul suo spirito e curiosità intellettuale, vi do solo un appuntamento alle 3 a Palazzo Cini a San Vio, che è vicino dietro all'Accademia. Qualcuno mi ha chiesto, volendo visitare la mostra e il museo con le collezioni di Vittorio Cini, quindi pensavamo prima alle 3 di fare un rapido giro da quella parte, successivamente tipo alle 4:30 di essere alle Zattere con un'anteprima, diciamo così, di presentazione della mostra.
Fabio, adesso non lo vedo, eccolo là, quindi Fabio ci guiderai attraverso le tue creature. Di quando parli, Giovanni? Chiedo scusa, di oggi o di domani? No, di oggi pomeriggio. Di oggi. No, domani c'è l'inaugurazione Sì, esatto, ufficiale, appunto, ma ai fini, diciamo così, la famosa vernice, non per la stampa ma per gli amici, è l'anteprima, perché persone che sono qui oggi e che domani non potranno partecipare all'inaugurazione ufficiale, diciamo alle 4:30 di oggi, 24 ore prima. Quanti secondi sono? In 24 ore che succede? Una sonda, ecco, nel frattempo le nostre sonde girano 24 ore prima, allora alle 4:30 alle Zattere, alle 3 a Palazzo Cini a San Vio. Intanto mi si è seccata la voce, chiudo. Grazie ancora ragazzi. Grazie Giovanni. Bene, dicevo prima della chiusura vorrei invitare qui i rappresentanti dei club Lions per un piccolo presente, mi è stato detto, non vedo movimenti, ai due nostri ospiti, Andrea Comazzo e Stefano Capretti. Prego. Buongiorno a tutti, dopo questa dimostrazione di grande spaziosità credo che sia doveroso ringraziare i nostri personaggi che ci hanno illustrato questo mondo molto, molto sottile, molto importante, ma molto lontano da noi, e ci ha avvicinato con queste notizie che mi hanno anche sconvolto, per dire la verità, pensare a tutto quello che ci hanno spiegato in questo tempo. Io sono presidente di zona del Lions Club International e rappresento il governatore. Ringrazio tutti e la Fondazione Paolo Rizzi di questa ospitalità, che noi cerchiamo di essere presenti in ogni momento con quello che possiamo, e ringrazio ancora la nostra Rina del Canton e tutto il personale che c'è qua. Bene, io sono il presidente del Lions Club di Noale, volevo prima di tutto ringraziare la Rina del Canton di questa grandissima opportunità che ci hai dato di partecipare a questo progetto. Io in qualità di coordinatore come club volevo ringraziare gli altri amici dei club che hanno partecipato, praticamente la Martina Peloso, club di Spinea, la Sonia Perazzolo del club Arte e Poesia di Padova, e poi, non so se è presente, la Stra Riviera del Brenta, comunque rappresentato da Betella e da Valentini, no? E la Rosalba Carriera. Ecco, quindi ringraziamo tutti, ci avete fatto sognare ad occhi aperti proprio oggi, no? Una storia vera che praticamente si ripete e che gran parte di noi abbiamo partecipato anche in diretta, no? In diretta. Ecco, quindi io volevo lasciare un presente del Lions Club a nome di tutti i nostri club, ecco, ad Andrea Comazzo, bidoncino, che poi tu sei anche un Lions, mi sembra, no? Quindi sei un amico Lions. Ecco, quindi... Diamo il nostro guidoncino anche a Stefano Capretti, complimenti. Alla Rina del Canton glielo diamo al prossimo progetto che faremo assieme, ma volevo dare questo come ringraziamento dell'ospitalità e dell'accoglienza e da buon padrone di casa al nostro amico Giovanni Aliata. Ragazzi, è un momento solenne e pieno di significato, perché a me mi è stato essere presidente del Rotary di Venezia. Ma sei con l'Aios? Vi apprezzo moltissimo questo fatto del Lions e del territorio, anche della partecipazione allargata ai diversi se la Luna ha fatto fare pace, a URSS e USA, no. Può avvicinare anche Lions e Rotary, no?
Sarà un buono stimolo come rotariani, vero, per Giorgio, per le prossime anche iniziative. Bene. Comunque grazie a voi altri perché anche il contributo insomma, che c'è stato. Un piccolo contributo, ma è un inizio per altri progetti che faremo assieme. Mi fa molto piacere, Ti ringrazio. appunto perché il catalogo. Certo. Bene, grazie. Chiamerei Rina adesso. Che succede? Invece viene Giovanna Palazzi per l'associazione Paolo Rizzi. Buongiorno, per l'associazione Paolo Rizzi noi consegniamo i simboli dell'associazione in vetro, in vetro di Archimede Seguso, vetri di Archimede Seguso. Il simbolo è stato creato da Varese, il noto artista veneziano.